Riprendiamo i lavori con l'ultima sessione del convegno che è aperto da Paolo De Lorenzi, ricercatore di museologia e critica artistica del restauro del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Come sapete, un esperto di pittura del 6 e 700. Fra le sue pubblicazioni più importanti, senz'altro la Galleria di Minerva e il ritratto di rappresentanza nella Venezia del Settecento nel 2009, cui hanno fatto seguito numerosissimi articoli e saggi, insomma, su riviste dedicate alla materia. Ci parlerà del ritratto a pastello, in particolare intorno a Rosalba, note su Marianna Carlevaris e altri pastellisti del Settecento veneziano. Prego, grazie. Bene, grazie a tutti, mi fa molto piacere essere qua oggi per, presentarvi alcune novità sul pastello veneziano del Settecento che nascono da studi condotti per la Fondazione Musei Civici Veneziani, che ormai da qualche tempo ha iniziato la catalogazione delle opere del 6 del Settecento in vista della pubblicazione dei cataloghi scientifici. E occupandomi io di buona parte dei ritratti che appartengono a questa collezione, ho avuto modo anche di soffermarmi sui pastelli e ecco, grazie appunto alle ricerche mi sono accorto, già ne avevo la sensazione prima, ma diciamo che questa si è trasformata in certezza, che questo mondo del pastello veneziano del Settecento sia tutto sommato un mondo ancora da esplorare, ancora sconosciuto, un mondo in cui c'è un sole che è Rosalba Carriera e poi tutto il resto è avvolto in una nebbia e in una nebbia anche molto densa. Gli studi, ecco, va detto, non sono facili a condursi perché tutto sommato le fonti sono poche e anche i pastelli in genere non sono mai firmati. Quindi anche riuscire a ricostruire certi cataloghi riesce un po' impossibile proprio perché non si ha spesso un'opera pilota. E questo mio intervento oggi vuole invece evidenziare e rimarcare come le gallerie dell'Accademia nelle loro collezioni abbiano delle opere che invece sono con grandissimo margine insomma, di certezza attribuibili a un artista vicina a Rosalba e che quindi ecco, possono proprio servire da spunto per fare chiarezza e per procedere a nuove attribuzioni. Il mio intervento si chiama Intorno a Rosalba. È un mondo complesso quello intorno a Rosalba, un mondo che ecco, va dalla dimensione diciamo, più strettamente familiare a quella poi della scuola, quindi degli allievi, e poi anche, allargandoci un po', arriva a toccare anche gli emuli che ci sono stati e anche numerosi. Benché oggi, ecco, nella letteratura artistica questo fatto così passi un po' anche sotto silenzio. Come noi sappiamo da tempo, tutta la famiglia Carriera, in fin dei conti, era dedita all'arte. Lo diceva anche Luisa Bergalli, che forse pure lei praticava un po' il pastello, insomma, istruita da Rosalba, questa poetessa che nel 1936 elogiava come amabili, gentili e ben create le figlie di Alba Foresti, le tre figlie, per aver coltivato gli studi nelle lingue, nelle arti e nelle scienze, anche nella musica e nel canto. Erano giovani donne che avevano ricevuto un'educazione completa e perfetta, proprio in linea con le regole del savoir-vivre proprie di quella che è stata definita la civiltà della conversazione, quindi proprie della civiltà del Settecento. Effettivamente Rosalba, ecco, non è stata sola nel praticare l'arte fin dai primi passi. Nata nel 1673, era già celebrata, ricordata quantomeno come artista resasi famosa per l'applicazione nell'ambito della miniatura da Coronelli nella sua guida per il forestiere del 1697. E già qui, ecco, Rosalba compare accanto alla sorella Giovanna, che sarà quella, ecco, del nucleo familiare che più si applicherà a
pratica sia della miniatura e poi in misura minore anche del pastello. E ancora nel 1713, ecco, troviamo citati due nomi insieme, quello della zitella Rosalba Carriera, sempre in un'edizione aggiornata di questa guida di Coronelli, che a questo punto si era guadagnata la fama soprattutto in miniatura, ma anche, aggiunta importante, in disegni e ritratti anche in pastella. E poi Giovanna, sua sorella, non è delle ultime nel miniare, leggiamo nella guida. Questa, ecco, breve introduzione serve perché, ecco, ci fa capire come fino a un certo punto, fino a una certa data, effettivamente questa pratica del pastello, che tutte le fonti dicono sarebbe stata riscoperta da Rosalba proprio nei primissimi anni del Settecento, si tende oggi a porre come data di inizio il 1703, ma è una data forse un po' mobile, su cui si potranno fare delle precisazioni. Appunto, queste notizie ci fanno capire perché Rosalba, fino a un certo punto della sua esistenza, abbia rifiutato esplicitamente di avere degli allievi e dei discepoli. Sono le fonti del resto a dircelo. C'è la famosa lettera di Pier Caterino Zeno del 1729, il cavalier Anton Francesco Marmi, dove si dice proprio che Rosalba non ha mai voluto allevare scolari, ossia perché abbiane voluto fuggir l'incomodo o perché, come diceva, forse per modestia, il suo sapere sia di poca cosa, non estendendosi a far cosa maggiore di una testa. Certo, può centrare la modestia, ma probabilmente c'entrava anche la convenienza, perché Rosalba naturalmente non voleva creare delle competitrici, dei competitori, e del resto, ecco, fino a queste date molto avanzate nel Settecento, riusciva forse a gestire tutto all'interno del nucleo familiare, ricavandone anche cifre consistenti, tant'è che sappiamo che Rosalba poi aveva anche degli investimenti, ad esempio nella scuola di San Rocco, che denotano proprio guadagni elevati. Non è l'unica testimonianza questa di Zeno, anche Desailly d'Argenville nel 1762, che scrive una breve vita di Rosalba, ricorda che addirittura, ecco, una persona di buona famiglia che voleva imparare a disegnare, non acconsentendo la Rosalba a prendere allievi, decise di presentarsi a lei come cameriera, quindi un sotterfugio per entrare in casa di Rosalba e per imparare. La nostra artista la prese con sé sulla fiducia e poi questa giovane, che la osservava costantemente dipingere, che si esercitava in segreto, acquisì il talento in breve tempo e la Rosalba, essendosene avveduta, a quel punto non poté più rifiutare il suo consiglio a questa musa nascente. Alla fine si scoprì il mistero e questa giovane è diventata così abile nella miniatura che un principe di Germania l'ha ingaggiata con un grande stipendio. Non si fanno nomi, ma è logico che qui, insomma, questa giovane corrisponda a Felicita Sartori. Qui probabilmente c'è uno scambio, anche una confusione all'interno dell'aneddoto, perché effettivamente Rosalba ebbe come allieva Felicita Sartori e poi ebbe come serva in casa una cugina di Felicita che si chiamava anche lei Felicita Sartori. Quindi una confusione che probabilmente è passata nella letteratura artistica in modo un po' anche romanzato, possiamo dire. Rosalba aveva incontrato, lo sappiamo, Felicita Sartori nel 1728, quando si era recata a Gorizia per un passaggio dell'imperatore Carlo VI, e sostanzialmente si era poi portata con sé a Venezia questa giovane e quindi l'aveva istruita. Tant'è che, ecco, le fonti settecentesche, in primo luogo la biografia anonima di Rosalba del 1755, ci dicono che Felicita operò con grande profitto nella miniatura e poi, ecco, siccome Alba Foresti, la madre di Rosalba, era un po' gelosa, aveva convinto la figlia a orientare la discepola verso l'arte dell'intaglio in rame. Capiamo anche qui che già questa fonte dice profitto nella miniatura. Rosalba voleva tenere un po' per sé il pastello e quindi dirottare le allieve su questi altri ambiti che ormai lei aveva dismesso.
Poi dobbiamo anche ricordare che nel corso degli anni 30, ahimè, muore Giovanna, 1737, e questa per Rosalba sarà una enorme perdita, per cui anche soffrirà davvero molto. Se Felicita è tutto sommato un artista che noi conosciamo abbastanza bene, almeno per quanto riguarda le sue note biografiche, ed è del resto un artista che compare molto spesso nella letteratura del Settecento, gli dedica una voce a Guarienti, c'è nell'Abbecedario di Mariette, anche Gaburri ne accenna. Zanetti nel 1771, ecco, è l'unica allieva di Rosalba a cui anche qui dedica un breve cenno. C'è una poesia di Algarotti del 1744 dedicata ad Augusto III, re di Polonia ed elettore di Sassonia, in cui si celebra appunto Felicita Sartori, che nel frattempo nel 40 aveva sposato Hoffmann, un dignitario della corte sassone, e si era trasferita effettivamente a Dresda. E qui Algarotti celebra appunto questa gentile Hoffmann che sapeva insomma fare cose stupende con acqua, gomma, a poche terre in mista. Quindi una celebrazione della Hoffmann di Felicita Sartori come pastellista. Ecco, questa biografia anonima del 1755 ci parla di un'altra allieva di Rosalba, che sarebbe questa Margherita Terzi, all'epoca di 25 anni, che si esercitava nel fare ritratti e qualche mezza figura di pastelli. Ahimè, questa purtroppo è una personalità che a noi totalmente sfugge, abbiamo solo il nome e nessuna opera. Stupisce però che questa, scusate, non ho scorso, questa è Felicita Sartori naturalmente. Stupisce però che questa biografia anonima del 55, ecco, come allieve citi Felicita Sartori e questa Margherita Terzi sconosciuta, invece non faccia alcuna menzione di Marianna Carlevaris, che forse, ecco, è stata l'allieva più vicina a Rosalba anche dal punto di vista temporale. E Marianna Carlevaris, anche lei, poverina, figlia di Luca Carlevaris, il celebre vedutista, è una figura che ancora oggi appare abbastanza evanescente e che già nel Settecento non ha ricevuto tutta questa attenzione che invece, insomma, ha acceso la luce sopra Felicita Sartori. Probabilmente, ecco, in Felicita Sartori subentrava il fatto che lei fosse andata a Dresda, quindi anche una carriera internazionale, che Marianna invece non ha avuto, perché la sua esistenza si è svolta tutta a Venezia. Le tracce finora note di Marianna nel Settecento sono assolutamente scarse, esigue. C'è Temanza che nel suo Zibaldon, compilato a partire dal 1738, ma rimasto manoscritto, ecco, la cita in chiusura di una nota su Luca Carlevaris e dice proprio: Marianna è brava pittrice di ritratti e fu allieva di Rosalba Carriera, tutto qua. E poi Giannantonio Moschini, 1806, che anche lì, parlando di Carlevaris, dice che questi aveva una figlia, senza fare il nome, che si è distinta nella pittura a pastelli e miniature, con discepola già, in realtà con discepolo è sbagliata, perché era cosa sbagliata perché era molto più giovane della Rosalba, e scolara quindi della famigerata Rosalba. Queste le notizie appunto settecentesche nei testi della critica d'arte o di primo otto. Poi sappiamo che in realtà già nel 30 esisteva un rapporto tra Rosalba e Marianna, perché Giovanna Carriera, scrivendo da Vienna alla madre appunto il 19 agosto del 30, accennava a questa signora Marianna, che sicuramente è la nostra, dispiacendoci che malgrado a Venezia capitassero tanti foresti, lei fosse lasciata oziosa, quindi che non avesse degli ingaggi per la realizzazione o di pastelli o di miniature, perché anche qui, ecco, Marianna prima di tutto è forse stata miniaturista, anche perché, ecco, come nel caso di Felicita, così voleva la stessa Rosalba. Le notizie, ecco, un po' di carattere storico riguardanti Marianna, quelle note fino a non molti anni fa, sono poche altre. Essenzialmente, ecco, Fiocco nel 1929 segnalava 2 pastelli,
marito e moglie, firmati e datati 1750, ahimè li ha visti solo lui, non abbiamo nessuna riproduzione fotografica. Mauroner nel 1945 rendeva nota la data di nascita, 25 novembre 1703, quindi ecco, ancora oggi noi diciamo che Marianna è nata nel 3 e è morta dopo il 50. Di recente, ecco, uno scavo negli archivi inglesi ha portato alla scoperta di brevi menzioni di Rosalba, tutte relative, di Marianna, tutte relative agli anni 30, di questi viaggiatori che raggiungevano Venezia e poi che a volte compravano anche delle opere. Ad esempio nel 1934 Thomas Osborne, il duca di Leeds, compra due ritratti in miniatura che gli aveva fatto la signora Marianna. O ancora tra il 37 e il 38 un altro Sir, John Frederick, diceva che, traduco, Rosalba è molto famosa per il suo disegno a pastello e poi c'è una Marianna che è abile in watercolors, quindi ancora una volta nelle miniature. E ultimamente, ecco proprio 2020, sull'ultimo numero di Arte Veneta, Bernardino Sani ha poi pubblicato questa miniatura che è l'unica nota di Marianna Carlevaris, citata da Horace Walpole, l'autore del Castello di Otranto, nel catalogo della sua raccolta. E qui sappiamo proprio che questa è quindi una miniatura by Carlevares, si legge, di Marianna Carlevaris, ed è una copia da un pastello della Rosalba. Ecco, a questo quadro posso aggiungere una breve notizia. In realtà esiste un testo del Settecento pubblicato che parla della nostra Marianna ed è l'Allgemeines Kunstlerlexikon di Fuseli, l'aggiornamento del 1767, dove si citano vari allievi di Rosalba Carriera, tra cui anche uno svedese, Gustav Lundberg, una veronese, Angelica Legroux, che era stata presentata a Rosalba dal maresciallo Schulenburg nel 1743. E infine, appunto, in una addenda alla voce su Luca Carlevaris, la nostra Marianna, ancora senza nome. E qui si legge: sua figlia ha imparato da Rosalba Carriera a lavorare in miniatura e a pastello. Quindi insomma una fama che aveva varcato in qualche modo anche i confini della Repubblica di Venezia e dell'Italia. A questo, ecco, posso aggiungere, grazie a ricerche archivistiche, un'ulteriore novità, ossia al di là, ecco, della data del matrimonio con questo Antonio Tamagno, che era una sorta di procuratore, un agente nel 1744, ecco, importante è la notizia della morte che giunge il 26 aprile 1782 nella casa dove fin da giovane aveva abitato, nella contrada dell'Angelo Raffaele, dove già abitava anche con suo padre. Ecco che dunque la fisionomia di Marianna, come è nota fino ad oggi, abbiamo visto, è molto evanescente. E poi per la ricostruzione del suo catalogo come pastellista ci si è sempre basati sui 4 ritratti della famiglia Balbi a Carezzonico, che vi mostrerò fra poco, dicendo che questi per antica tradizione sono dati a Marianna Carlevaris. In realtà, ecco, le verifiche sui documenti hanno permesso di appurare che questo assolutamente non è vero e che al contrario, ecco, sono i pastelli che di Marianna si conservano qui all'Accademia che hanno un'antica attribuzione. Il problema è che finora i pastelli dell'Accademia erano dati sicuramente a Marianna sulla base della certezza attributiva di quelli di Carezzonico, mentre invece è il contrario. Questi pastelli qui all'Accademia sono giunti nel 1888 grazie a questo legato di Vincenzo Mobò Mastori, che era un discendente degli effigiati, questi membri della famiglia Leblon, che era una famiglia importante perché Giovanni Leblon era il console di Francia a Venezia. Dunque sono arrivati 10 pastelli ed effettivamente ecco che qualche anno fa Franca Zava Boccazzi ha reperito un inventario del 1784 della collezione del figlio del console,
quindi del figlio di Giovanni, che si chiamava Melchiorre, dove sono registrati 8 ritratti di famiglia a pastella, parte della Rosalba e parte di Carlevaris, e poi altri 2 più piccoli sempre a pastella della Rosalba, quindi 8 più 2, 10, il nucleo che abbiamo qui alle gallerie dell'Accademia. È l'unica menzione inventariale settecentesca di pastelli di Marianna Carlevaris a questo punto, e non si vede perché non prenderla per vera, anche perché appunto risale al 1784, noi adesso sappiamo che Marianna è morta nell'82, a quelle date è logico che fosse ancora viva la memoria dell'autografia di una persona poi scomparsa da così poco tempo. Ora, i pastelli, quelli autentici e autografi di Rosalba, sono stati individuati e sono questi 4. Poi ce n'è uno, questo, che sinceramente è di difficilissima, forse impossibile attribuzione, perché qualitativamente è molto inferiore agli altri, e poi ce ne sono quindi altri 3 che dovrebbero corrispondere a quei ritratti di famiglia in parte della Carlevaris. Ecco, il primo che vi mostro è questo. Io credo che effettivamente, insomma, prestando fede all'inventario, questa sia Marianna. È una Marianna che, lo vediamo, si rifà chiaramente ai prototipi di Rosalba Carriera, insomma, li riprende anche letteralmente, e che qui forse è attiva tra gli anni 30, magari i primi anni 40, ma ecco, in base anche all'abito, non conoscendo l'identità precisa degli effigiati, si dice membri della famiglia Leblon, ecco che una datazione precisa non può venire. Fatto sta che, ecco, dal confronto teniamo anche conto che questi pastelli io ho avuto modo di esaminarli grazie alla cortesia di Valeria Poletto e di Michele Nicolacci. Sono in uno stato conservativo discreto, ma come sempre accade non proprio ottimo, quindi hanno delle parti riprese anche abbastanza pesantemente, però tutto sommato, ecco, la conservazione generale appunto è buona. E già questo confronto permette subito di vedere come effettivamente Marianna sia ben distinguibile dalla Rosalba, perché ha un tratto anche più inciso e anche più disegnata, tende a rimarcare anche gli occhi, forse possiamo dire è un po' più superficiale, non arriva a quella penetrazione psicologica che invece ha a Rosalba, e tende un po' così a ripetere i moduli e anche i modi espressivi della sua maestra, ma si vede che è appunto un'imitazione, e lo si vede anche negli altri 2 pastelli, che sono appunto questi, sempre 2 dame riferibili a questo momento tra gli anni 30 e 40, purtroppo tutte anonime appunto. Ma notiamo anche qui come ci sia sempre questa ricerca anche della grazia assoluta, e poi come vi sia questa tendenza di Rosalba, di Marianna, a evidenziare anche gli occhi, che poi questo diventa un tratto caratteristico anche dei pastelli che invece, ecco qui i primi 2, si conservano appunto a Carezzonico. Pastelli di questo lascito Balbi, Palazzo Balbi a pochi metri da qui, sul Canal Grande, San Vio, quindi anche una casa non troppo vicina dalla residenza di Rosalba. Pastelli questi che sono giunti a Carezzonico nel 1890, collegato poi effettivamente 1903, e che in realtà appunto non hanno con sé portato questa attribuzione antica. Anche nel testamento, ecco, del legatario si dà solo l'identificazione dei soggetti senza specificare l'autografia. Questa non la conosceva all'epoca. Il legatario, che era il pronipote appunto di questi 2 personaggi che vedete, Girolamo Maria Balbi e Cornelia Foscolo Balbi. Tant'è che poi, ecco che nei cataloghi anche di Carezzonico, nel primo catalogo, quello di Lorenzetti del 36, i pastelli compaiono come anonimi, e poi il nome di Marianna, enunciato non si sa per quale ragione, figura poi solo nella seconda edizione di questo catalogo, sempre curata da Lorenzetti nel 38, dunque a distanza di 2 anni, da anonimi a Marianna Carlevaris. E da allora questo nome è sempre rimasto, è sempre ritenuto legato a questa inesistente tradizione.
antica. In realtà, ecco, già nell'Ottocento erano stati segnalati da Gian Jacopo Fontana nel palazzo come opere della Rosalba, ma la cosa in sé è abbastanza scontata perché tutto passava sotto il nome della maestra. E quindi ecco che abbiamo visto che questa tradizione, dimostro anche i bambini, è chiaramente novecentesca e si fonda su basi come attribuzione assolutamente così non indagabili per noi, almeno al momento. In base, adesso qui c'è una questione un po' sulla datazione che è un po' complessa perché, torno indietro, il matrimonio tra i due è avvenuto nel 1738, Girolamo Maria Balbi all'epoca era già molto più vecchio di come appare qui, aveva insomma molto più di 40 anni, quindi io non credo che qui i pastelli siano stati realizzati in occasione del matrimonio, io credo che siano stati realizzati tutti, forse per quello di Girolamo Maria riprendendo un pastello già esistente all'inizio degli anni 50, in base all'età dei bambini che sono nati nel 1745, il maschio, scusate, la Caterina, la femmina, e 1748 il maschio, quindi Marco. A questa data, ecco, Girolamo Maria Balbi, il padre, non era a Venezia, era provveditore generale in Dalmazia e Albania, quindi è probabile che la moglie abbia fatto realizzare i pastelli e fatto forse realizzare una copia del ritratto del marito. Dico questo anche perché li ho visti recentemente aperti e dietro sono assolutamente identici tutti e quattro, il telaio è proprio lo stesso, quindi mi viene difficile pensare a realizzazioni in tempi diversi. Qui dunque abbiamo una Marianna Carlevaris all'inizio degli anni 50 e vediamo come si può quindi, in base alla conferma dell'attribuzione che viene dalla certezza del riferimento a Marianna dei pastelli di quell'accademia, si viene un po' anche a creare una scansione cronologica all'interno del suo catalogo che comprende opere, qui anche qui mostravo per confronto come anche in questo caso Marianna riprende chiaramente gli esempi di Rosalba, e a Marianna poi insomma già nel tempo sono stati attribuiti vari pastelli, negli anni 90 questo a Brera da Bernardina Sani, questa è la donna, una mia aggiunta, un ritratto passato più volte sul mercato antiquario come Rosalba naturalmente. Queste altre due aggiunte, una la foto in bianco e nero fatta da Pallucchini nel 95, l'altra recentissima è un pastello esposto adesso in due musei americani, due mostre che si sono spostate, una è ancora in corso proprio con la nuova attribuzione a Marianna. È un mondo assolutamente complesso questo del pastello, e dobbiamo capire una cosa, che effettivamente Rosalba domina il panorama artistico veneziano come pastellista nella prima metà del Settecento, non era però l'unica a praticare questa tecnica, ci sono dei pastelli di Giuseppe Nogari ad esempio, sappiamo perché lo dicono le fonti che Bartolomeo Nazzari realizzava dei ritratti a pastello, il console Smith aveva di Nazzari i ritratti di Visentini, di Tiepolo e di Zuccarelli. Qui vi mostro questi che sono o di Bartolomeo, più probabilmente dei due figli Nazario e Giacomina, che anche loro si sa praticavano fin dagli anni 40 il pastello, e questi sono interessanti perché qualcuno ci ha aggiunto una bella firma Rosalba Carriera Pinxit, che è palesemente, insomma, una falsificazione che si scopre però con molta semplicità. Poi ecco, già negli anni 30 frequenta Venezia Francesco Pavona, che è un udinese, ci sta poco perché poi lui ha una vita molto girovaga, va a Bologna, va in Spagna, va in Portogallo, torna a Venezia all'inizio degli anni 60 e nel 63 realizza anche questo bel ritratto del Doge Elvise IV Mocenigo, la Rosalba era già morta ormai nel 57, poi era cieca già da parecchi anni,
che viene ricordato anche da Pietro Gradenigo con una celebrazione dell'autore che è incomparabile in quest'arte del pastello. Poi, ecco, ci sono altri nomi, così che oggi sono soltanto nomi. Abbiamo un inventario di Palazzo Cornera San Polo del 1762 che menziona tra ritratti a pastella del Bertoldi, che è Antonio Bertoldi, un oriundo modenese giunto a Venezia all'inizio degli anni 60, appunto. Poi abbiamo i Tiepolo che fanno pastelli. Questo famosissimo carezzonico, Lorenzo Tiepolo, che ritrae la madre. Vi mostro fra l'altro per la prima volta, perché non è mai stata riprodotta, questa iscrizione a tergo che ha permesso di definire l'autografia e di riconoscere anche l'effigiata con la data 1757. Ma oltre a Lorenzo anche Giandomenico credibilmente realizzava ritratti a pastello. C'è un inventario di Palazzo Rezzonico dove di Giandomenico si citano i ritratti di Ludovico Rezzonico procuratore e di sua moglie Faustina Savorgnan. Fra l'altro poi esiste questo quadro celeberrimo, anche questo, non finito, un ritratto non finito della famiglia Tiepolo, che oggi si tende a attribuire a Lorenzo, altri lo hanno dato a Giandomenico, e qui vediamo proprio una seduta di posa per un pastello. Se l'autore è Lorenzo, probabilmente Giandomenico quello seduto, ma non ne siamo certi. Viceversa, insomma, se l'autore è Giandomenico, quello è Lorenzo. E poi abbiamo anche altre testimonianze visive. Questo curioso quadro di Pietro Longhi che è dato agli anni 50 generalmente e che ci mostra addirittura un religioso che realizza pastelli. Un religioso che forse è un benedettino, non ho ancora identificato bene l'abito, di cui non abbiamo nessuna notizia, al di là di questa testimonianza. Alessandro Longhi, il più celebre ritrattista della seconda metà del Settecento, se facesse pastelli non si sa, certo che lo si vede, si ispira a Rosalba, chiaramente, fin dai primi anni della sua attività. Qui vediamo il ritratto di Matilde Bentivoglio, che dovrebbe risalire all'epoca del matrimonio, quindi 1758. E realizza anche, come in questo caso, delle coppie da pastelli di Rosalba. Quindi, insomma, veramente Rosalba serviva da modello e forse, ecco, da Longhi non era seguita, imitata anche nella tecnica, ma soltanto, insomma, presa come esempio per creare delle immagini di assoluta eleganza. Se mi rimangono ancora 2 minuti, ma chiedo... 2 minuti. 2 minuti, presento l'ultimo caso che è abbastanza problematico. Questi pastelli sono stati esposti fin dall'apertura di Carezzonico come ritratti di personaggi anonimi e con un'attribuzione, anche qui, non corretta a Giovanni Antonio Vukovic Lazzari, che sarebbe stato uno, secondo le fonti, uno dei maestri appunto di Rosalba. Il problema è che Lazzari muore nel 1713 e questi pastelli, già lo si vede, non possono riferirsi a quell'altezza cronologica, sono di molto successivi. Ora, anche qui, attraverso appunto le ricerche nei documenti, ho avuto modo di identificare chiaramente l'identità dei personaggi perché il legatario, il cavaliere Michele Vukovic Lazzari, legato 1886, nel testamento aveva appunto citato i loro nomi. Si trattava dei suoi avi sostanzialmente, dei genitori della nonna paterna. Questo Giovanni Battista Albertis, segretario della Veneta Repubblica, era anche un avvocato, aveva una grande collezione di libri, aveva anche pubblicato un catalogo a stampa ed è per questo che dietro di lui vediamo la libreria. Poi sua moglie, Anna Maria Moreni, e infine il figlioletto Carlo vestito col costume ungarico. Ora, fin da subito, fin dal primo catalogo dei musei civici, quello del 1899 in cui li si trova citati, la memoria dell'identità è andata perduta, subito anonimi. E quindi ecco che anche questa è stata un recupero solo odierno, un recupero importante perché in base all'età del bambino
che era nato nel 1761, possiamo collocare i pastelli a metà degli anni 60, verso 65 o poco dopo. I bambini purtroppo ingannano sempre per il loro aspetto. Fatto sta che, ecco, cosa qui molto interessante, Vukovic Lazzari non aveva un'idea ben chiara dell'autografia, aveva anche cambiato idea, anzi, perché nel testamento a un certo punto dice ritengo che siano di Rosalba, poi cambia e dice no, ritengo che siano del cavalier Giovanni Antonio Vukovic Lazzari, Angelo Flavio Comneno, morto nel 1713, era mio trisavolo. Anche qui non aveva collegato bene l'identità dei personaggi alla cronologia di Lazzari. In questo caso, ecco, abbiamo visto che i ritrattisti a pastello erano veramente tanti negli anni 60 attivi a Venezia, e io non sono in grado al momento di giungere un'attribuzione. È però molto singolare il fatto che questi personaggi fossero legati alla famiglia Carriera, e lo sappiamo dal testamento di Angela Carriera, la terza sorella di Rosalba, la moglie di Gian Antonio Pellegrini, del 1755, che scriveva appunto di aver avuto negli ultimi anni la buona sorte di unirsi d'abitazione con il signor Giovanni Albertis e la signora Anna, sua consorte, persone entrambe di grande puntualità e illibatezza. Ora, dinanzi a questi legami, mi verrebbe da pensare quasi che forse, ecco, a realizzare questi pastelli può essere stata un'allieva di Rosalba, ma ahimè, mancandoci, al di là di Marianna, di cui ora abbiamo una fisionomia più concreta, mancandoci altre testimonianze, ad esempio per questa Margherita Terzi, non possiamo giungere a un'attribuzione sicura. Ecco, questo era un po' lo scopo del mio intervento, quello di mostrare la problematicità dello studio di questo genere di opere e comunque di porre finalmente un punto fermo riguardo i pastelli dell'Accademia, che hanno un'importanza veramente fondamentale per far luce e per tentare di far sollevare almeno un poco questa nebbia molto densa di cui ho parlato in principio. Vi ringrazio. Ringraziamo Paolo De Lorenzi per questa densissima disamina di un mondo ancora inesplorato, insomma, della sua capacità di intrecciare dati d'archivio, fonti nascoste, introvabili, con insomma anche confronti stilistici, credo, assolutamente convincenti. Passiamo subito a Matilde Cartorari e poi, nel caso, se ci sono domande. Matilde Cartolari si è laureata a Ca' Foscari nel 2015 con una tesi sull'attività veneziana di Mauro Pelliccioli. Ha appena consegnato la sua tesi di dottorato in cotutela con la Technische Universität di Berlino, con un progetto sulle mostre degli Old Masters e la propaganda fascista degli anni 30 in Europa. Ha ottenuto numerosissime borse di studio, ha partecipato al progetto PRIN, la vita delle opere e delle fonti digitali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Prego, la ringrazio. Grazie. Io intanto, finché verifichiamo che funzioni tutto e che mi si senta bene, ringrazio anch'io Giulio Manierelli e Michele Nicolacci per aver accettato la mia proposta un po' eccentrica magari rispetto a quanto abbiamo sentito finora e avermi dato la possibilità di tornare a Venezia e di riprendere dei percorsi di ricerca che ho interrotto negli ultimi 2 anni. Dunque, alla sua ultima partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1940, il pittore veneziano Ettore Tito decide di rendere un omaggio alla grande tradizione veneta, dando forma visiva ad un canone artistico, storiografico ed espositivo ampiamente consolidato a queste date. Il dipinto raffigura una giovane personificazione di Venezia. Non si vede. Io sono in schermo intero.
No, perché guardavo lo schermo. Grazie mille. Dunque, dicevo, questo è il dipinto di Ettore Tito presentato alla sua ultima partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1940, dove si vede una giovane personificazione di Venezia omaggiata da una serie di figure, fra cui si riconosce in rosso il vecchio Tiziano, a fianco in azzurro c'è Tintoretto e in verde Veronese, i tre grandi titani della pittura del Rinascimento veneto, che erano stati di recente oggetto di una serie di mostre monografiche organizzate dal Comune di Venezia a partire dal 1935. E di sfondo si vede anche, vestito di nero, Giambattista Tiepolo, mentre la figura in posizione un po' defilata in abiti settecenteschi è un richiamo al Goldoni, passeggiatore bonario creato da Antonio Dal Zotto per Campo San Bartolomeo a Rialto negli anni 80 dell'Ottocento. Sono anni questi in cui Venezia si popola di figure di santi e eroi di una nuova religione patria, attraverso una serie di monumenti che cambiano il volto e la topografia urbana, segnando il passaggio dalla dominazione asburgica al Regno d'Italia. Faccio un piccolo inciso perché gli eredi di Antonio Dal Zotto, scultore e professore accademico, che si sposò con la vedova del fotografo Carlo Naia, quindi gli eredi Naia Dal Zotto sono coloro dai quali le gallerie acquisteranno nel 1930 il bozzetto del perduto soffitto degli Scalzi, già segnalato da Cantalamessa in collezione Dal Zotto nel 1918. Nel 1907 era la volta del Museo Correr, che celebrava il bicentenario goldoniano con una serie di salette settecentesche ambientate e popolate da manichini in costume che ci ricordano le sezioni etnografiche, naturalistiche delle esposizioni universali. E anche qua faccio un piccolo inciso perché il principale promotore delle manifestazioni goldoniane del 1907, Carlo Lorenzetti, fu a sua volta scultore accademico allievo di Dal Zotto, nonché papà di Giulio Lorenzetti, che sarà uno dei grandi protagonisti della politica espositiva degli anni 30. Parallelamente, sul fronte dell'arte figurativa, si apriva la stagione degli studi storico-letterari di Pompeo Molmenti, con ovviamente gli studi su Tiepolo, ma anche la storia di Venezia nella vita privata, e alcuni decenni più tardi Aldo Ravà con la monografia su Pietro Longhi e negli anni 20 quelle su Piazzetta e Marco Pitteri Incisore. Questi episodi dimostrano che, seppur con poche eroiche figure, il Settecento veneto era presente nelle strategie di rappresentazione, di autorappresentazione e di ridefinizione dell'identità urbana della Venezia di fine 8 e primo Novecento. Questo tipo di Settecento si collocava all'incrocio fra diverse istanze: memorie patrie, erudizione locale, orgoglio municipalistico da una parte, ma anche l'immaginario, direi, mitizzato e quasi esotizzato del romanticismo storico. È alla luce di questo sostrato culturale che va letta la partecipazione veneziana alla celebre mostra fiorentina del 6 e 700 che si tenne a Palazzo Pitti nel 1922, organizzata da uno dei grandi animatori della politica culturale di quegli anni, Ugo Ietti. La mostra fiorentina viene ricordata principalmente come momento di prima consacrazione nel lento processo di riscoperta di Caravaggio, ma la sede espositiva ci ricorda anche della devoluzione delle regge reali che passarono dai Savoia al Demanio subito dopo la guerra nel 1919-20.
Questo passaggio aprì un grande dibattito pubblico sul cambio di destinazione d'uso e sull'eventuale musealizzazione degli edifici, ma anche degli arredi storici, che spaziavano dal barocco delle residenze sabaude in Piemonte agli ambienti neoclassici di Palazzo Reale a Venezia o appunto di Pitti. Come abbiamo già ricordato stamattina, per le gallerie dell'Accademia la mostra del 22 rappresentò un importante momento di chiarificazione critica, soprattutto relativa all'attività giovanile di Tiepolo. La mostra portò alla riattribuzione di una serie di opere, a partire dall'ascrizione a Tiepolo di questi 4 dipinti a soggetto mitologico, acquistati come Sebastiano Ricci rispettivamente da Cantalamessa e da Fogolari fra 8 e 900. E inoltre dalla mostra uscì ribattezzato come Tiepolo anche il Miracolo del Paralitico, che era stato acquistato sempre da Cantalamessa come opera di Piazzetta. Infine, a questo elenco di attribuzioni si aggiunge un vero e proprio acquisto, che fu quello del bozzetto della Gloria di San Domenico, esposto in mostra, come ricordato, come Guarana, ma che già Hermann Voss e Fogolari proponevano di assegnare a giovane Tiepolo. 7 anni dopo la mostra di Pitti, Venezia raccoglie il guanto della sfida sul Settecento, indicendo una mostra del Settecento italiano al Palazzo della Biennale ai Giardini, una mostra diretta da Nino Barbantini su incarico del Comune di Venezia. Dal punto di vista degli studi, l'iniziativa veneziana aveva il chiaro intento di stabilire il primato assoluto della scuola veneziana nella nuova galassia dei tanti piccoli pianeti che costituivano il Settecento italiano, e cito qui Giuseppe Fiocco: i piccoli mondi del Rococò nostrano sono davvero parecchi, forse troppi. Non si tratta però che di pianeti intorno a un unico sole, Venezia, la quale ospita di diritto questa fortunata mostra. La mostra veneziana intendeva cioè promuovere una rivendicazione locale proiettata su scala nazionale, nel confronto a distanza in particolare con la realtà piemontese della Palazzina di Stupinigi, inaugurata pochi anni prima come museo di arte e di ammobiliamento da Augusto Telluccini. Come vedete in queste foto, la mostra veneziana, a differenza di quella fiorentina del 22, non si limitava alla sola pittura, ma ricreava ex novo una serie di ambienti che illustravano la totalità della produzione artistica settecentesca. Si va dalla pittura e scultura, ma anche mobilio, arti applicate, arazzi e arredi di ogni tipo. Questo approccio totalizzante permetteva di valorizzare materiali settecenteschi confluiti nel corso dei decenni nelle collezioni del Museo Correr, e vi mostro qui la saletta degli affreschi della villa di Zianigo, che furono strappati e acquistati fra 1906 e 1908, e vedete a lato l'esposizione negli anni 20 nelle procuratie nel Museo Correr, dove li vedete accompagnati da un mobilio settecentesco e anche da quei manichini in costume che avevamo già visto nel bicentenario goldoniano del 1907. La mostra del 1929 si estendeva poi, sul modello della Biennale, al patrimonio monumentale urbano, con diverse sedi staccate alla Scuola dei Carmini, a Palazzo Zenobio, Palazzo Labi e al Ridotto Venier. Infine, la mostra presentava, come già alla rassegna del 22, una cospicua messe di opere e di oggetti dal mercato antiquario e dal collezionismo privato. Questo è l'esempio del Salotto Veneziano Calvo Crotta, che è un fondo del Museo Correr di fine Ottocento, ma in cui sono integrati anche delle opere della collezione Donà delle Rose, di cui vedremo a breve, e anche degli oggetti dell'antiquario Dino Barozzi. Dino Barozzi era uno dei principali antiquari attivi sul Settecento veneziano ed è, per intenderci, colui che ha mediato e commissionato lo strappo degli affreschi di Villa Contarini e la vendita ai coniugi Jacques Marandré a fine Ottocento. Non stupisce, in questo contesto, trovare fra le carte d'archivio questa interessantissima lettera di Nino Barbantini al pittore collezionista antiquario Italico Brass, che collaborava all'organizzazione della mostra. Cito: «Caro Brass, ho parlato ripetutamente e lungamente con Fogolari, esponendogli le preoccupazioni di quei collezionisti, i quali ci presterebbero volentieri opere di grande pregio, se non temessero la notifica. Fogolari desidera, quanto lo desidero io, che l'esposizione abbia il migliore successo e si rende conto del pregiudizio che le esitazioni dei predetti collezionisti
potrebbero arrecare all'impresa. Egli mi ha pertanto assicurato che non notificherà le opere che verranno esposte all'esposizione del Settecento. Se in casi di eccezionalissimo rimarco, come quando si trattasse di un Giovanni Battista Tiepolo o di un Francesco Guardi ignorato, pensassi che Fogolari non potrebbe transigere, gli parlerei prima genericamente della cosa e mi regolerei, in conseguenza del nostro colloquio, per accettare o per rifiutare il prestito. Bisogna che, anche per la fortuna di future iniziative simili alla nostra, la mostra non produca una sola notifica. Dunque, attraverso il Comune di Venezia, Barbantini invocava una sorta di cessate il fuoco fra la soprintendenza e il mercato dell'arte, con una temporanea sospensione del sistema della notifica, che altrimenti avrebbe impedito ai proprietari di disporre liberamente delle proprie opere e dunque compromesso i prestiti di maggior rilievo. Dal punto di vista del mercato, la mostra del 29 segnò una tappa importante nella storia della collezione Donà dalle Rose, i cui pezzi settecenteschi furono esposti nelle sale della mostra e di cui uscì 5 anni dopo il catalogo a cura del direttore dei musei civici Giulio Lorenzetti e dello studioso austriaco, lo studioso di scultura Leo Planischig, che lavorava al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Il catalogo fu realizzato esplicitamente in vista dell'imminente vendita della collezione. La dispersione della collezione Donà venne solo in minima parte evitata attraverso l'acquisto di alcuni pezzi per la nuova sede dei musei civici che si apriva in quegli anni, ovvero il Museo di Carezzonico, il notissimo palazzo del 6-700 veneziano acquistato dal Comune nel 1931-35 e aperto nel 1936 come museo, o meglio mostra permanente del Settecento veneziano. Carezzonico proponeva un allestimento di ambientazione in interni storici curato da Nino Barbantini e Giulio Lorenzetti. La mostra del 29 quindi era stata una sorta di prova generale per l'allestimento di Carezzonico, la cui acquisizione come sede espositiva era già meditata da diversi anni e che ospitò da una parte gli arredi settecenteschi e i refondi settecenteschi del Museo Correr e dall'altra appunto i nuovi acquisti dalla collezione Donà, fra cui ricordo l'allegoria nuziale Barbarigo, i mobili intagliati di Corradini e la meravigliosa cornice intagliata del ritratto di Pietro Barbarigo attribuito a Bernardino Castelli, oltre ad alcuni bozzetti di Morleiter. Dopo l'apertura, Carezzonico ospitò una serie di mostre temporanee curate da Barbantini e Lorenzetti, dove accanto alle collezioni del museo manteneva questo dialogo fra le collezioni appunto del museo e il mondo del collezionismo e dell'antiquariato, con antiquari come Antonio Salvadori, Dino Barozzi e collezionisti come Giulio Gatti Casazza, che diventeranno un bacino di pescaggio per futuri acquisti e donazioni a favore del museo. Ricordo en passant che dalla vendita della collezione di Donà, in luogo delle tasse di esportazione, le gallerie dell'Accademia otterranno la Pietà Martinengo di Giovanni Bellini, mentre la Pinacoteca Querini Stampalia riuscì ad acquistare una serie di 15 Pietro Lunghi, fra cui La caccia in laguna e La famiglia Sagredo. Dunque vorrei utilizzare la seconda parte del mio intervento per sviluppare una riflessione, o meglio una proposta interpretativa che riguarda il ruolo della museografia di ambientazione nel rapporto fra mostre, musei e mercato nel caso del Settecento veneziano. Bisogna anzitutto premettere che Gino Fogolari sembra particolarmente propenso all'adozione di soluzioni di ambientazione, sia per una ragione generazionale che anche per i suoi interessi di storico. Durante i lavori di riallestimento delle gallerie, per esempio, Fogolari rimise in luce la decorazione e la partizione architettonica originaria della Chiesa della Carità, nel cui abside, esattamente sopra le nostre teste, Fogolari fece collocare appunto i Politici della Carità di Giovanni Bellini. In un intervento su Giornale d'Italia, Fogolari arrivava perfino a ventilare l'ipotesi di ripristinare l'ambiente originario della chiesa, eliminando il piano superiore e utilizzando lo spazio per esporre le pale d'altare di grande formato. Senza dimenticare ovviamente l'esperienza della Cadoro, alle gallerie dell'Accademia Fogolari opta per soluzioni di ambientazione localizzata, talvolta sfruttando gli ambienti storici, come nel caso della chiesa, o talvolta ricreandoli ex novo. È il caso del reimpiego di antichi stalli lignei non pertinenti utilizzati per ricreare l'ambientazione del ciclo di Sant'Orsola, oppure le cornici in stile fatte realizzare appositamente per i Politici della Carità o per la cosiddetta Cena in Casa Levi di Veronese.
Il gusto di Fogolari per l'ambientazione coinvolse anche le salette del Settecento, che qui vedete in un'immagine che aveva mostrato già Michele ieri, e che mostra l'ordinamento di Fogolari successivo all'entrata in collezione del Sogno di Esculapio di Sebastiano Ricci, un'opera che fu donata dal notissimo antiquario e collezionista Alessandro Contini Bonacossi nel 1929, proprio dopo la mostra del Settecento di Venezia. Al di là delle preferenze di Fogolari, vorrei però avanzare un'ipotesi interpretativa che riguarda il ruolo della museografia di ambientazione nel contesto delle esposizioni del Settecento veneziano. Si tratta di un'ipotesi che prende le mosse dal caso della soprintendenza gemella rispetto a quella veneziana, ovvero la soprintendenza milanese di Ettore Modignani. Modignani, come Fogolari, era stato uno dei primi allievi della scuola venturiana, nonché grande amico e sodale di Fogolari nei circa 30 anni di carriera nelle rispettive soprintendenze. Modignani e la soprintendenza milanese avevano offerto un primo assaggio del legame fra museografia di ambientazione, collezionismo e mercato già nei primi anni 10, con gli ambienti in stile impero ricreati da Ludovico Pognaghi nel Museo Teatrale della Scala, un museo che fu fondato grazie all'acquisto, fra l'altro piuttosto rocambolesco, della raccolta dell'antiquario Giulio Sambon grazie a una sottoscrizione pubblica. Nel 1924, presentando le opere del Settecento veneziano nelle raccolte milanesi, Modignani afferma, cito, che a Milano in specie si è cominciato a sentire e a comprendere che l'oggetto d'arte, in primo luogo il quadro antico, non deve nella casa essere considerato pezzo da museo, intrestire in un angolo appartato e ben riposto, come in un forziere, essere solo l'orgoglio geloso del suo proprietario e di qualche iniziato, ma deve fiorire nelle stanze e animarle della sua luce, vivere tra le cose che lo circondano, deve insomma riprendere intera la sua funzione decorativa. Modignani quindi affermava la centralità del principio di ambientazione come elemento vivificante nella filosofia dell'abitare tipica del collezionismo borghese dell'epoca. Come rivela il saggio di Modignani, le collezioni milanesi erano in effetti molto ricche di opere del Settecento veneziano e Modignani stesso aveva supportato la formazione di alcune di queste raccolte, come quella del senatore Luigi Albertini, dove si trovavano questa separazione e arrivo di Abramo e Lot, che all'epoca Modignani assegnava a Giambattista, oggi sono attribuite a Gian Domenico Tiepolo. La rete di Modignani si estendeva anche al di fuori di Milano e vi mostro il caso di questo bozzetto per la Pala di Milano di Tiepolo, che fu trovato da Modignani nel mercato londinese nel 29, segnalato e dunque acquistato da Modiano, che poi lo presterà alla mostra veneziana subito dopo. Questo stretto legame fra musei e privati ispirerà anche il giovane Antonio Morassi, in servizio come ispettore della soprintendenza di Brera proprio in quegli anni. Presentando su Dedalo la collezione di Giovanni Treccani degli Alfieri, Morassi affermava, cito, «La tradizione delle raccolte d'arte, così splendida a Milano nelle passate generazioni, sembra ora riprendersi per merito di alcuni illuminati uomini nuovi. Essi si rendono conto, anzitutto, della necessità di arginare l'esodo non più dei capolavori, che sono ormai in gran parte emigrati, ma perlomeno di quelle opere elette che domani sarebbero a cuor leggero gettate sul mercato internazionale». Dunque, nella Milano di Borromeo, Pol di Pezzoli, Morelli, Bagatti Valsecchi, nutrire la tradizione del collezionismo municipale sembrava alla soprintendenza di Modigliani come uno strumento, forse l'unico, per contrastare l'inesorabile esodo delle opere verso le grandi collezioni internazionali. Per limitarsi a solo Tiepolo, gli anni 10 sembrano in effetti il teatro di un vero e proprio braccio di ferro fra le soprintendenze italiane e il mercato dell'arte, che spinge ad un'impressionante serie di esportazioni o di tentate esportazioni illecite di opere di Giovanni Battista Tiepolo, in gran parte oggi spostate a Gian Domenico. Nel 1912-13 è la volta delle storie della Gerusalemme liberata, che furono esportate illecitamente dalla collezione genovese Cartier, e negli anni 20 ci fu la vendita della raccolta di Achillito Chiesa, di cui si riuscì a trattenere solo la Madonna del Carmelo, mentre la visione di Sant'Anna di Tiepolo emigrò a Dresda. Nel 29 infine si riuscì a sventare l'esportazione illecita di ben due Tiepolo, quello di Augusto Lederer e quello di Udinese di Palazzo Caeselli, che finirono rispettivamente alla Pinacoteca di Brera e ai Musei Civici di Udine. Anche per la soprintendenza di Venezia, quello col mercato è un braccio di ferro ad esiti alterni. C'è chi viene, ma direi soprattutto c'è chi va.
Vi mostro solo a titolo di esempio i 2 Tiepolo Papadopoli, anch'essi all'epoca ritenuti di Giambattista, adesso Gian Domenico Tiepolo, che furono acquistati dal collezionista catalano Francesc Cambó, che li aveva visti proprio alla mostra veneziana del 1929. Ma non potevo non menzionare, anche se non pertinente, diciamo, cronologicamente, il più eclatante acquisto compiuto dalle gallerie dell'Accademia nel Novecento, ovvero quello della Tempesta dalla collezione Giovanelli. Mi pare quindi che nel caso del Settecento la soluzione di ambientazione e cessate fuoco di Nino Barbantini, oltre che da ragione di opportunità e di gusto, rispondano anche alla logica profonda di instaurare un dialogo fra collezionismo privato, mercato e museo. In un'azione concorde e congiunta, soprintendenza e municipalità provano a rinnovare e ridisegnare il patto civico fra istituzioni e cittadini, traducendo in termini moderni la tradizione collezionistica municipale risalente ai tempi di Teodoro Correr. Nel caso di un patrimonio come quello settecentesco ancora in gran parte sommerso, l'espediente dell'ambientazione permette di avvicinare il mercato a un museo, il pubblico al privato, favorendo possibili donazioni e acquisti, ma soprattutto passando dalla non conoscenza alla conoscenza del patrimonio, che è premessa indispensabile alla sua tutela. Questa lettura mi pare confermata dall'appello che Gino Fogolari rivolge alla Direzione Generale Belle Arti nel 1939, ovvero al termine della lunga parabola espositiva cominciata un decennio prima con la mostra del Settecento. Fogolari fa presente, nel contesto della riforma delle leggi di tutela, l'insufficienza del tradizionale meccanismo della notifica, mirata alla singola opera d'arte, a fronte di quello che noi oggi definiremo come il valore di contesto di una collezione. Dice Fogolari: poiché non è il caso, anche per le nuove disposizioni di legge, di procedere a delle notifiche che vincolino gli oggetti presso i singoli proprietari, non trattandosi in modo assoluto di oggetti di grandissima importanza artistica, bisognerebbe studiare qualche altro modo da parte dei soprintendenti, perché talune raccolte di privati, quando assumono per il loro complesso molta importanza, potessero essere tutelate. E una nota a margine, manoscritta a margine dell'osservazione di Fogolari, un anonimo funzionario ministeriale dice che porta aperta che sfonda. In effetti, alcuni mesi prima, la legge Bottai aveva per la prima volta esteso il meccanismo della notifica alle, cito, collezioni o serie di oggetti che per tradizione, fama o particolari interessi e caratteristiche ambientali rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico e storico. In conclusione, il caso veneziano rivela come quella di mostre e musei non sia solo una storia di eventi o episodi isolati, bensì una storia a tutto tondo che va studiata tenendo conto delle sinergie, dei network, delle strategie condivise, dell'azione cioè concertata e mai puntiforme di un gruppo di attori uniti da legami di conoscenza, amicizia, inimicizia, collaborazione, rivalità. E il caso veneziano, insomma, ci ricorda che la storia delle collezioni è una storia che va declinata al plurale ed è sempre una storia in relazione. Grazie. Visto che mi rimangono ancora 1 minuto, 2, volevo solo fare una piccola coda. Vi mostro, questo è il sito delle gallerie dell'Accademia, sulla pagina dove sono registrate le opere della collezione. E vedete qui registrata in maniera molto sintetica la data e la provenienza, cioè la data d'ingresso dell'opera in museo. Vi mostro, questo è il sito dei musei civici, dove fra l'altro è in corso un enorme processo di inventariazione e ricognizione dei fondi storici, e dove c'è questa scheda, devo dire, molto esauriente, che è ricalcata sulla scheda ICCD, ma non so se per un mio errore non sono stata in grado di trovare la voce provenienza. E vi mostro infine, questo è il sito della Pinacoteca di Brera, dove non viene riportata la provenienza e nemmeno la data d'ingresso in collezione delle opere. Ora, io credo che tutti noi abbiamo almeno una volta utilizzato le pagine internet dei musei americani. Vi mostro questo della National Gallery di Washington, dove di solito, oltre alla descrizione dell'opera, si trova una dettagliatissima voce di provenienza con tutti i passaggi collezionistici e commerciali, ovviamente molto, molto spiccati nel caso dei musei americani,
una voce di exhibition history che per me è sempre molto preziosa, che riguarda la storia espositiva dell'opera, e infine la bibliografia, dove di solito sono indicati i passaggi attributivi o addirittura le case di riproduzione delle opere. Ora, io mi rendo conto che questo sia un tema molto complesso e, come dire, di non facile né immediata risoluzione, però siccome questo convegno è stata anche l'occasione per avanzare una serie di desiderata, allora ne approfitto per esprimerne uno anch'io, cioè che nell'ambito della catalogazione e della messa online delle collezioni dei musei si attui anche una strategia di concertazione nella definizione di standard e di modalità di registrazione per dare accesso a tutta una serie di informazioni che sono poi la base per avviare quel discorso di ricostruzione di prospettive incrociate a cui ho cercato di dar voce nel mio intervento. Grazie. Bene, pronto. Ringraziamo la dottoressa Matilde Cantorari e se qualcuno vuole intervenire, io posso intervenire da parte mia per una delle sue ultime obiezioni, che sono scelte che sono state effettuate da persone prima di noi di rendere noti al pubblico fuori dal museo solo certi dati della scheda. Sulla provenienza si è preferito non farlo, sono scelte, magari la sposteremo. Riguardo alla struttura del sito e della scheda, ricordiamoci che, come per l'ICCD, è un lavoro di schedatura che è incominciato 20-25 anni fa, quindi sono stati usati quegli standard che sono stati applicati quella volta. Ora, non è che possiamo buttare via tutto e ricominciare di nuovo, quindi gioco forza siamo costretti ad usare quella gabbia perché ci consente di mantenere tutti quei dati. E siccome questa gabbia è nella volontà dell'ICCD, ma qui insomma Giulio Magniereria potrà parlarne meglio di noi, la volontà era usa lo standard da Trieste a Catania, problema che i musei degli altri paesi non hanno. Quindi non è che sia stato possibile poi cambiare con qualcosa di più fluido, pratico rispetto a quella volta. Quella è la struttura che è stata messa e quella purtroppo rimane. E poi allo stesso modo ci sono più filtri, piani, passaggi per l'accesso dei dati e poi ognuno decide quali rendere effettivamente pubblico sulla consultazione online. Se qualcun altro vuole intervenire anche in merito all'intervento di Paolo De Lorenzi? In ogni caso, a questo punto cambiamo completamente punto di vista e chiamo Stefano Volpini e Lucia Giorgi, quindi entriamo nella parte dedicata al restauro delle gallerie, per la quale forse sono il più inadeguato, diciamo, al momento, non essendo del museo. Allora, Stefano Volpini è un chimico con formazione di restauratore, si è sempre occupato di problematiche legate alla conservazione delle opere d'arte policrome e ha pubblicato numerosi lavori nel settore, come tutti sappiamo. Insegna e collabora da oltre 30 anni con le istituzioni pubbliche e laboratori privati nel campo della diagnostica di manufatti storico-artistici, archeologici e architettonici e attualmente è il responsabile del laboratorio scientifico delle gallerie dell'Accademia. Lucia Giorgi è laureata in Scienze Chimiche per la conservazione e il restauro presso Ca' Foscari e docente di chimica del restauro presso l'Istituto Restauro delle Marche e l'Accademia di Belle Arti di Macerata. Ha lavorato nei laboratori di chimica e prove sui materiali dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma e attualmente è collaboratrice presso i laboratori di restauro della Misericordia e delle Gallerie dell'Accademia, ovviamente. Prego e grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Siamo verso la fine di queste interessanti 2 giornate di convegno e a noi va il compito di aggiungere un piccolo tassello alla nutrita serie di informazioni, novità, suggestioni che ci sono state offerte dai relatori che ci hanno preceduto.
Lucia e io lo faremo secondo le nostre competenze, che sono di carattere scientifico, e lo faremo cercando di entrare nelle opere per andare a vedere sostanzialmente la materia, andare a vedere come sono fatte e, in poche parole, come dice il titolo, andremo a vedere la materia oltre l'immagine, presentando alcuni dei numerosi dati che sono emersi nel corso delle campagne diagnostiche eseguite sulle opere dei nuovi allestimenti del museo. Di cosa stiamo parlando? Per farlo abbiamo scelto di circoscrivere la presentazione focalizzando l'attenzione su questi 4 dipinti e, per ovvie ragioni di tempo, selezionando anche solo una parte dei dati emersi, presentando i più importanti o quelli che riteniamo essere più interessanti, dati emersi da indagini scientifiche, per cercare di costruire o accennare perlomeno un percorso che va dal dipinto cronologicamente più vecchio, più antico, che è quello del Padovanino, eseguito negli anni 30 del XVII secolo, passando al capolavoro di Luca Giordano, per approdare al secolo successivo con la grande tela del Tiepolo e infine arrivare appunto al concludere con il dipinto del Guardi della metà del Settecento, grosso modo. Abbiamo sentito ieri, mi pareva verso la fine degli anni 50, fine degli anni 50 e del Settecento. Cercheremo quindi di vedere se ci sono state delle evoluzioni o semplicemente differenze e analogie fra queste opere nella scelta dei materiali e nell'esecuzione di queste opere. Stiamo parlando di poco più di un secolo. Comincerei rapidissimamente, proprio per spiegare un po' qual è il protocollo che noi seguiamo normalmente nel laboratorio scientifico delle Gallerie dell'Accademia, che prevede sostanzialmente una prassi ormai consolidata, quindi tutto molto noto, indagini non invasive per immagini, sfruttando la diversa penetrazione della radiazione elettromagnetica nel dipinto, quindi l'ultravioletto, visibile, infrarosso, raggi X, che ci consentono, un po' come un po' suggestiva questa immagine, schematizzata sul dipinto del Padovanino, in cui si vede da destra a sinistra l'immagine in ultravioletto della superficie pittorica prima del restauro, in cui si notano appunto la fluorescenza dovuta alle vernici, dati che comunque verranno approfonditi dalle colleghe che ci seguiranno. Al centro c'è l'immagine in luce visibile, in mezzo fra le due c'è un artificio, un ultravioletto a falsi colori per arrivare appunto all'infrarosso, e anche qui all'infrarosso a falsi colori, che ci consente, ma lo vedremo più avanti, di avere informazioni, anche avere un'idea della composizione dei materiali. Successivamente, sempre come indagini non invasive, è possibile anche utilizzare delle strumentazioni che ci danno dei dati scientifici fisici e quindi analitici, vero e proprio, quindi la fluorescenza e raggi X, per poi approdare eventualmente alle microanalisi sui prelievi. Faccio presente che rispetto a un 30-40 anni fa le indagini sui microprelievi sono ridimensionate tantissimo, vuoi perché nel laboratorio scientifico noi abbiamo una ricca collezione di campioni prelevati tanti anni fa e quindi riusciamo anche a ristudiarli, e poi anche perché, avendo tutta una serie di informazioni di carattere non invasivo, abbiamo la possibilità di andare solo laddove serve in maniera mirata. Purtroppo, va detto, allo stato attuale non è possibile avere tutte le informazioni, e soprattutto quelle che riguardano gli strati più profondi, la preparazione, i leganti e quant'altro, con tecniche di indagine non invasive. Ma vorrei iniziare subito con la prima opera, il dipinto del Padovanino. Questa è l'immagine del dipinto dopo il restauro. Andando rapidamente ai colori, la tavolozza, presenteremo tutte le opere, in qualche modo la tavolozza, cioè la composizione dei pigmenti, e proprio per vedere quali sono le differenze o le analogie fra questi dipinti. Il bianco, chiaramente stiamo parlando sempre del bianco di piombo, la bianca onnipresente, è l'unico pigmento bianco a disposizione dei pittori da cavalletto, pittori che dipingono appunto non su muro, non all'affresco,
e quindi lo troveremo su tutte le opere. E in questo caso l'unico nero che abbiamo ritrovato è il nero carbone di origine vegetale, terre naturali grande utilizzo, diversi rossi, ben 4, 5, là che sono i due tipi, ocre gialli targilio e 3 pigmenti blu. Ci focalizzeremo, poi vedremo sui i blu, che è quelli che raccontano più di ogni altro questa evoluzione. Le indagini hanno accertato che sia nello stato preparatorio che negli strati pittorici il medium utilizzato è di natura esclusivamente lipidica, quindi oli essiccativi. Qualche informazione, allora, questo è, diciamo, il cappello, la panoramica generale, però ci sono chiaramente delle cose estremamente particolari. Questa è l'immagine del dipinto in falsi colori, che ci dà già una suggestione. Le zone diventate rosse sono zone che sono costituite da dei pigmenti azzurri, non possiamo però certo dire quali, o meglio, la rosa si restringe, qui potremmo ipotizzare blu oltremare esattamente come il blu di smalto o smaltino. Facendo in questo punto l'indagine con fluorescenza e raggi X e confrontando lo stesso dato su un altro punto, vedete, spero che si vedano, al di là degli spettri che magari saranno difficili di comprensione, ma ve li spiego senza andare nei grossi dettagli. Due campiture blu hanno due spettri XRF di fluorescenza raggi X diversi, e la diversità sta tutta se riesco a trovare eccolo qua, il mouse, in questi elementi che io ho cerchiato, che non so se voi riuscite a vedere, comunque ve li dico io, sono il cobalto, il nickel, l'arsenico, il silicio e il potassio, che non sono presenti in quest'altro blu. Cosa ci raccontano questi pigmenti? Questi elementi ci dicono che in questa zona è presente sicuramente un blu di smalto o smaltino, un pigmento costituito da un vetro colorato al cobalto, che è, per fortuna nostra, analitici, costituito da un complesso insieme di elementi chimici. Allo stesso modo, se noi andiamo a fare la stessa cosa su due campiture, non azzurre entrambi, ma una azzurra e una grigiastra, otteniamo una sequenza altrettanto simile. Qui uno spettro molto simile a quello che era in alto nella slide precedente, e questo invece è simile a quell'altro, e questa è la differenza. In estrema sintesi, che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che sia le due campiture blu intenso e azzurro della slide precedente, sia in questa, noi abbiamo la combinazione di pigmenti differenti. Cioè l'artista ha non solo utilizzato il blu oltremare naturale che abbiamo accertato e lo smaltino, ma nell'un caso l'ha utilizzato in miscela, nell'altro caso da solo. Quindi, combinando le informazioni dell'infrarosso a farsi colori, della fluorescenza raggi X e delle sezioni stratigrafiche, noi abbiamo la possibilità di vedere che questi due colori blu completamente diversi fra di loro, sia come natura che come comportamento nel tempo, sono stati utilizzati perlomeno in 3 modi diversi, da soli, l'uno, l'oltremare, e lo smaltino, o in miscela. C'è una terza caratteristica in questa sezione stratigrafica che prelevata dal punto che appare in superficie grigio, e questa è l'immagine del campione, questa è la superficie e questo è il retro del frammentino e questa è la relativa sezione, che ci dice che sotto c'è la preparazione. Abbiamo già una prima informazione che con le indagini non invasive non possiamo avere, preparazione colorata, quindi comincia a essere una preparazione molto diversa rispetto a una tipica preparazione di una tela del 500, che era normalmente costituita da bianca, gesso e colla, preparazione rossa costituita bianca, ocra, minio e tracce di nero carbone, ma soprattutto cambia anche elegante un olio essiccativo, sopra la quale c'è una sottile traccia, molto, molto sottile in questo punto, non è detto che in altri punti possa essere più spessa, di un azzurro che è costituito da indaco, e tutto questo strano strato grigiastro che appare giallo in UV
all'interno del quale si vedono dei frammentini che sembrano dei pezzettini di vetro, era in origine azzurro. È lo smaltino, lo dismalto, che si è pesantemente alterato. Vi ricordo, ma è stato detto anche ieri da Paolo Bensi, è un pigmento utilizzato molto più di quanto ci si aspettasse, soprattutto in area veneta e anche da artisti del secolo precedente. Tintoretto ne ha fatto un uso larghissimo. È un pigmento bellissimo e perfetto ad affresco e ha la bruttissima caratteristica che, se veicolato con un medium lipidico con olio, reagisce con l'olio scolorendo di fatto o diventando grigio o diventando giallo in maniera purtroppo irreversibile. Ecco quindi la complessa situazione dei blu in questo dipinto, riassumendola appunto, dicevo, oltremare che è rimasto blu, le zone sono rimaste blu intense, zone in cui l'oltremare è stato mescolato con lo smaltino e ancora sono rimaste con una tonalità azzurra percepibile, e invece le parti in cui c'era il blu, lo smaltino da solo, che si è completamente alterato. La seconda opera, la deposizione di Luca Giordano, queste tre immagini a sinistra dopo il restauro, e al centro la riflettografia infrarossa, e a destra sempre l'ultravioletto nel corso del restauro, in cui le vernici cominciano a essere rimosse, queste zone, queste finestre aperte che sono state liberate dalle vernici, che provocano questa caratteristica fluorescenza azzurrina, e il relativo infrarosso a falsi colori. L'infrarosso, due parole sulla riflettografia infrarossa, che è una tecnica straordinariamente utile soprattutto per le opere, diciamo, quattrocentesche su tavola, preparate con queste preparazioni gesso e colla molto liscia, molto omogenea e molto chiara, consentono di visualizzare il disegno preparatorio, che è spesso presente anche in maniera molto dettagliata. Penso ad artisti importanti che hanno questo disegno dettagliatissimo, e poi il colore che è presente e segue fedelmente il disegno nei dipinti di quest'epoca, in cui la preparazione è colorata, si rivela meno efficace, sicuramente meno efficace rispetto per esempio alla radiografia. Ci consente sì di vedere le lacune, le mancanze, queste zone scure, ci consente di percepire fortunosamente qualche pentimento. In questo caso vedete il fiocco del calzare era dipinto più in basso, più in alto, ma poco più. Importanti informazioni preziose per una ricognizione preliminare ai fini del restauro, ma effettivamente vuoi perché probabilmente sono dipinti anche poco disegnati, o vuoi proprio soprattutto per un fondo non così bianco, che consente l'efficacia massima di questa tecnica non invasiva, non consentono delle informazioni altrettanto importanti, come invece la GX consente. La tavolozza, qui abbiamo ci sono delle differenze e ci sono delle analogie. Naturalmente lasciamo perdere la bianca, qui compare come nero più importante un nero carbone particolare, che vedremo che si ripresenterà anche nelle altre due opere, un nero carbone di origine animale, derivato dalla calcinazione in ambiente povero di ossigeno di avorio o d'ossa, riconoscibile facilmente analiticamente perché contiene il fosfato di calcio, quindi il fosforo, ed è un pigmento abbastanza caratteristico del 6 e del 700, adottato abbastanza dagli artisti. È un nero che con un viraggio tende verso il bruno, viceversa invece nero vegetale verso l'azzurro. La terra verde, altra particolare novità dei dipinti del 600, che poi rimarrà costante anche nel 700, l'assenza, l'entrata in disuso, potremmo dire, dei pigmenti a base di rame. Un'analoga stesura verde in un dipinto del Veronese sarebbe stata malachite, 9 volte su 10, un'analoga stesura di Tiziano o di Tintoretto sarebbe stata verde rame. In queste opere non ci sono più pigmenti a base di rame, né azzurrite, né verde rame, né malachite. C'è il verde, viene sostituito dalla terra verde, che abbiamo visto gli artisti funzionava benissimo anche ad olio e non solo
nella pittura murale. I rossi dallo spettro rimangono sempre con il pigmento più importante è il vermiglione, ma come avrete visto forse prima ce ne sono diversi pigmenti rossi, ci sono almeno 3, che poi li vedremo con le sezioni stratigrafiche. I blu sono particolarmente ostici da essere mappati, ecco perché non esiste una tecnica analitica purtroppo efficiente per tutti i casi. È difficile essere mappati in maniera non invasiva perché in questo caso, come negli altri, la preparazione rossa, che è a base di ferro, ossidi di ferro, terre argillose, eccetera, interferisce con il riconoscimento dei pigmenti. Quindi, andando ad analizzare stratigraficamente un campione di blu, noi abbiamo la possibilità, e allestendo quindi la sezione stratigrafica, di comprendere meglio qual è la natura del blu. In questo caso la sezione stratigrafica ci dà una serie di informazioni che non riguarda solo i pigmenti. Alcuni accorgimenti anche interessanti che vedremo poi che si ripeteranno. Per esempio, partendo da sotto. Allora, immaginate la sezione parte ovviamente da sotto, si legge normalmente da sotto, dal basso verso l'alto, perché sotto sono gli strati a contatto con il supporto e in alto gli strati pittorici a vista. Questo sottile strato colloforme, privo di particelle di colore giallo, che dopo un test specifico per le proteine diventa rosso e ha una fluorescenza di questo tipo, è uno strato di colla animale. Questa è una buona pratica. Questa è una buona pratica degli artisti, o meglio degli imprimidori, quelli appunto che preparavano le tele, di interporre fra le fibre cellulosiche della tela di lino e la preparazione oleosa uno strato di colla animale, isolare sostanzialmente la tela dall'olio della preparazione, proprio perché l'olio, un po' come interferisce con lo smaltino, interferisce pesantemente con gli acidi grassi dell'olio con la cellulosa e quindi depolimerizza la tela e tende a degradarla. Lo sapevano e noi lo ritroviamo in diverse opere. Vedete la preparazione rossa sempre a base di terre naturali argillose, carbonato di calcio ed oli, un primo strato pittorico, eccolo qua, di colore blu leggermente più freddo, costituito da biacca e indaco, e un secondo strato a vista con un bel lapislazzuli molto puro e di ottima qualità, impastato sempre con biacca e olio. Quindi anche in questo caso il sovrapporre un colore pregiato ad un fondo meno pregiato. Nel 400 e nel 500 lo facciamo con l'azzurrite sopra blu oltremare. Infine il rosso, altro pigmento che in genere offre una sezione stratigrafica normalmente piuttosto interessante. Eccola qua, questo è il frammento sempre fronte e retro, la sezione in luce visibile, la sezione in ultravioletto. La preparazione ovviamente è sempre la stessa, ma la cosa interessante è che si vede molto meglio in ultravioletto, ci sono 1, 2, 3 strati sovrapposti, 3 strati rossi, il primo a base di biacca e minio, il secondo vermiglione e un po' di biacca e il terzo una velatura superficiale di lacca da smalto che dà brillantezza mantenendo una certa profondità, facendo appunto intravedere il colore che più rosso carico che sta sotto. A questo punto lascio la parola a Lucia che vi condurrà con gli altri due. Dobbiamo scambiarci? È meglio? Grazie Stefano, buonasera a tutti. Il nostro viaggio oltre il visibile continuerà con il mostrarvi i risultati ottenuti durante la campagna diagnostica condotta sull'opera del Tiepolo, Il castigo dei serpenti. Nella slide potete osservare tre immagini relative a questo particolare qui evidenziato in rosso, 2 immagini in bianco e nero, rispettivamente una riflettografia infrarossa a sinistra e una radiografia a destra, mentre in posizione centrale la ripresa a luce visibile. Come già detto Stefano, le riflettografie infrarosse
non rappresentano le migliori scelte, la migliore tecnica da applicare su dipinti 6-700eschi, proprio a causa della mancanza di un fondo chiaro che non permette il necessario contrasto per avere una buona lettura degli strati più profondi o dei pentimenti. Contrariamente, la riflettografia, come potete vedere nell'immagine, permette di leggere molto più chiaramente il pentimento, coperto poi, come potete vedere qui nella riflettografia, da questo, radiografia, che potete vedere qui coperto da questo elemento architettonico. Inoltre la radiografia ci permette di mappare molto più chiaramente la caduta di colore, le perdite di colore o le lesioni del supporto. Ovviamente ci sono dei limiti nell'utilizzo di questa tecnica e in questo caso particolare è l'impossibilità di poter ottenere una radiografia intera dell'intera opera, vista la sua grandezza, circa 13-14 metri. Vediamo ora la tavolozza. Ci sono anche qui delle conferme come il bianco di piombo, la biacca, e il nero di origine vegetale e le terre verdi. Ci sono però anche delle novità, come potete vedere il giallo di Napoli ad esempio. Il giallo di Napoli veniva utilizzato sia da solo che in miscela con delle terre verdi. Qui vi riporto un'immagine in falsi colori che è stata realizzata con il microscopio a scansione elettronica con microsonda EDS, che permette di andare a mappare gli elementi chimici e quindi ci permette di andare a vedere la distribuzione degli elementi chimici nei vari strati di pittura. Vedete ad esempio il ferro in arancione, presente maggiormente negli strati preparatori più profondi, ricchi di ossidi e idrossidi di ferro, e in minor quantità negli strati nello stato bruno ad esempio, come potete vedere qui nella sezione realizzata col microscopio ottico. O ad esempio la presenza di antimonio. L'antimonio è l'elemento marker del giallo di Napoli, un antimoniato di piombo, pigmento che viene utilizzato dagli artisti già a partire dal 1500, ma che va poi lentamente a sostituire il giallolino, il giallo di piombo stagno e il prezioso pigmento, il solfuro di arsenico. Inoltre vediamo tra le novità la presenza del blu di Prussia. Il blu di Prussia, che è il nuovo pigmento che entra nelle tavolozze degli artisti a partire dal Settecento, viene scoperto accidentalmente proprio agli inizi del Settecento e già nel primo decennio di questo secolo entra a far parte proprio delle tavolozze. In questo caso il Tiepolo utilizza due pigmenti azzurri, il blu oltremare naturale, il famoso e prezioso lapis, e il blu di Prussia. Le misure effettuate infatti in corrispondenza del drappo azzurro, in corrispondenza di una zona in ombra e una zona in luce, ci hanno permesso di vedere un significativo aumento del segnale del ferro. Questo aumento del segnale del ferro non era però da imputare alla presenza di ossidi ed idrossidi di ferro contenuti nelle preparazioni, bensì alle particelle di blu di Prussia disperse nella matrice di biacca, come potete vedere qui nell'immagine effettuata con microscopio digitale a contatto. Mentre, come dicevo precedentemente, nei toni in luce l'artista utilizza il prezioso lapis, tanto che sono visibili i grani mescolati alla biacca. L'utilizzo di questi due colori nei toni in ombra e nei toni in luce sono stati riscontrati anche nel potere dell'eloquenza conservato nella Scuola dei Carmini e anche nella crocifissione di Burano, ovviamente sempre del Tiepolo. Lo studio delle sezioni stratigrafiche ci permette di avere molte informazioni, come precedentemente ha detto Stefano. Anche in questo caso riscontriamo la presenza dello strato proteico che veniva steso al di sopra
del supporto, e vediamo la presenza di uno strato preparatorio scuro rosso, uno strato preparatorio che si presenta doppio, come già osservato in altre opere, come ad esempio nella Crocifissione di Burano, dove però si presenta con due colorazioni leggermente differenti, mentre nel Castigo dei Serpenti la colorazione è leggermente differente, ma l'impasto sembra costituito da un medesimo impasto. Ritroviamo una coerenza nei materiali e, vista l'omogeneità dei due strati, pensiamo che siano stati eseguiti anche in un tempo abbastanza ravvicinato. Per quanto riguarda il Guardi, anche qui troviamo delle conferme, come la bianca, come il nero di origine animale e il blu di Prussia e le terre verdi. Quindi si conferma l'abbandono da parte degli artisti settecenteschi dell'utilizzo dei pigmenti a base di rame per utilizzare le esclusive terre verdi. Inoltre vediamo anche qui l'entrata di nuovi pigmenti, più che nuovi pigmenti definirei pigmenti particolari, come ad esempio l'orpimento e realgara. Sono due solfuri di arsenico che venivano utilizzati dagli artisti cinquecenteschi veneziani, erano molto amati, ma poi con il tempo abbandonati. Guardi li riscopre, li riprende, li utilizza per le vesti, ma la cosa interessante è che non sarà solo Gian Antonio a utilizzare questi particolari e preziosi pigmenti, ma anche suo fratello Francesco. Infatti sono stati rivelati su un quadro conservato all'Art Institute di Chicago. Passiamo ora a vedere il blu. Il blu di Prussia, abbiamo detto, è stato introdotto nelle tavolozze degli artisti nei primi anni del Settecento e qui in quest'opera rappresenta l'unico blu rilevato e in particolare è stata osservata una particolare varietà di blu di Prussia, un blu di Prussia contenente un alto quantitativo di alluminio da imputare al metodo di produzione che prevedeva l'utilizzo di allume. Vediamo ora le informazioni che abbiamo ottenuto sulla componente, sulla frazione organica, sui leganti utilizzati per la realizzazione dell'opera. La tela del Guardi ha avuto una storia conservativa molto particolare che ci ha spinto ad approfondire le informazioni sui leganti. Durante l'intervento di restauro avvenuto negli anni 70 del Novecento sono state condotte delle indagini di gas cromatografia accoppiata a spettrometria di massa che hanno permesso di determinare il legante pittorico. In quell'occasione si voleva anche conoscere e capire se l'artista, come nel caso di Tobia e l'Angelo nella chiesa dell'Arcangelo Raffaele di Venezia, avesse utilizzato una tecnica mista, ossia l'impiego di olio e uovo. Le analisi da noi condotte come test istochimici e test microchimici ci hanno permesso di osservare la sola presenza di materiale proteico al di sotto e al di sopra della preparazione rossa, quindi si conferma comunque anche qui l'utilizzo di preparazioni scure, mentre indagini molecolari e di gas cromatografia ci hanno permesso di andare a determinare l'utilizzo del legante come olio siccativo e in particolare olio di lino. Inoltre le tecniche cromatografiche, l'analisi cromatografica ci ha permesso anche di osservare la presenza di idrocarburi derivanti molto probabilmente dall'utilizzo della cera resina durante gli interventi di restauro. In quest'ultima slide sono riassunti i blu utilizzati nelle 4 opere oggetto di discussione e la loro collocazione rispetto all'evoluzione storica dei pigmenti. Le linee colorate
sono tracciate in base a documenti storici, dati statistici derivanti da analisi diagnostiche ad oggi conosciute o comunque pubblicate. Si conferma, come potete vedere, l'abbandono dell'utilizzo dei pigmenti a base di rame e per quanto riguarda gli azzurri, quindi dell'azzurrite. Inoltre possiamo vedere che l'artista cronologicamente più antico, il padovanino, utilizza lo smaltino, questo pigmento soggetto a fenomeni di alterazione in olio, e continua ad utilizzare però l'oltremare naturale e l'indago, come nel caso del Luca Giordano, anche lui seicentesco, che utilizza ancora il lapis e l'indago, mentre possiamo vedere che nel caso dei due artisti settecenteschi ritroviamo sia il lapis, quindi l'oltremare naturale, che sulla, diciamo, grandezza e sulla committenza, essendo un pigmento molto prezioso, e vediamo l'introduzione immediata del nuovo pigmento del blu di Prussia. Nel caso del Tiepolo lo vediamo in miscela o comunque utilizzato insieme all'oltremare naturale, mentre nel caso del Guardi ne vediamo un uso univoco, esclusivo. Grazie per l'attenzione. Bene, chiamo adesso a concludere Cristiana Sburlino e Francesca Bartolomeoli, che ci parleranno di Da Padovanino a Guardi, un percorso attraverso gli interventi di restauro. Cristiana Sburlino è una restauratrice di dipinti su supporto mobile, lavora dal 2004 nel settore del restauro con particolari interessi per la filosofia del minimo intervento e il trattamento dei supporti dei dipinti su tela. Dal 2019 nel MIC è responsabile alle Gallerie dell'Accademia della conservazione dei dipinti su tela. Francesca Bartolomeoli si è formata presso l'Università degli Studi di Urbino. Svolge negli anni successivi l'attività di restauratrice, rivolgendo principalmente l'attenzione a dipinti e manufatti su supporto ligneo, con interesse alle problematiche conservative e strutturali proprio dei dipinti su tavola. Affianca attività didattica presso i corsi di restauro dell'Università degli Studi di Urbino e dell'Accademia di Santa Giulia a Brescia e dal 2018 è funzionario restauratore presso le Gallerie dell'Accademia, responsabile della sezione dei dipinti su tavola. Grazie. Buonasera, grazie per la presentazione. Allora, come già ricordato ieri, nell'allestire i nuovi saloni del Selva sono state selezionate una serie di opere precedentemente non esposte. Con l'occasione si è scelto di intervenire con delle manutenzioni e dei restauri per alcune di esse. Nella fattispecie oggi vi racconteremo alcuni aspetti del restauro di 3 dipinti. Quindi, cosa vi racconteremo oggi? Insieme a Francesca cercheremo di le scelte degli interventi, quindi senza entrare nello specifico delle operazioni e delle loro modalità, perché non sono state eseguite direttamente da noi, ma condotte magistralmente da 3 ditte di restauro private. Il fine della nostra chiacchierata è invece quello di comprendere quali siano le ragioni di un intervento, portando per esempio i 3 lavori che sono stati eseguiti da noi come direzione tecnica. Il primo dipinto di cui vi parleremo è il dipinto di Padovanino, la parabola delle Vergini Sagge e Stolte, restaurate da Egidio Arlango con la collaborazione di Jasmine Segalin e Arina De Zaiacomo. Il secondo invece è quello di Luca Giordano con la deposizione dalla croce, restaurato da Claudia Vittori con la collaborazione di Erika Bianchini, Barbara Bragato e Lorenzo Conti. Il terzo invece è il dipinto del Guardi, Erminia Vaprino coprono Argante morto e Tancredi ferito, restaurato da Erika Bianchini con Silvia Bonifacio e Giordano De Luca.
Quindi, qual è l'approccio quando si va a progettare un intervento di questo tipo? Ci sono 3 aspetti fondamentali che vedete qui elencati. Il primo è l'osservazione dell'opera, quindi proprio della materia che ci troviamo davanti, per capire quali siano le condizioni di conservazione del manufatto. Il secondo è lo studio di quello che è avvenuto all'opera fino ad oggi, quindi lo studio della sua storia conservativa. Il terzo, non ultimo per importanza, è l'aspetto della diagnostica, quindi l'impiego delle analisi diagnostiche preliminari per conoscere la materia. Va da sé che già da questo si può capire l'importanza del lavoro di squadra e del confronto che deve essere costante fra i restauratori che eseguono gli interventi, la direzione dei lavori e lo staff del laboratorio di diagnostica. Ci teniamo a sottolineare che uno dei punti di forza di questo museo è proprio la copresenza di un laboratorio di restauro e del laboratorio di diagnostica afferenti al museo stesso, che consente di avere questa collaborazione costante fra queste figure, perché diciamo che in genere è un aspetto che si auspica, ma non è sempre possibile a livello quotidiano, come invece possiamo fare qui alle gallerie. Al centro di un progetto di intervento c'è sempre la conservazione dell'opera e quindi l'osservazione dell'opera stessa come oggetto unico. Nello studiarlo a tutto tondo, quindi, si possono avere delle informazioni che consentono di orientare l'intervento, quindi capire quali siano le sue problematiche, le criticità e le necessità e quindi comprendere come impostare l'intervento stesso. Il progetto resta comunque sempre una traccia che ha dei punti cardine che lo guidano, che però, come vedremo in questi esempi, a seconda dei risultati, dei quesiti e a volte anche delle scoperte che possono emergere nel corso delle operazioni di restauro, può subire delle modifiche. Indichiamo adesso più o meno quali sono le fasi che sono state eseguite nel restauro di questi dipinti. Abbiamo avuto per tutti la verifica dello stato di conservazione del supporto e degli strati pittorici, una fase di pulitura e una fase di restituzione estetica. Evidentemente questa è una grande sintesi. Diciamo che provocatoriamente potremmo chiudere qui il nostro intervento, perché come vedete, se lasciamo definire un intervento dall'elenco semplice mero elenco delle sue fasi, il trattamento delle 3 opere è stato il medesimo, ma evidentemente vedremo che non è così. Per quanto riguarda queste 3 opere, parleremo delle scelte che hanno guidato principalmente 2 fasi, che sono quella della pulitura e quella dell'integrazione pittorica. Veniamo quindi al primo dipinto. Si tratta appunto del dipinto di Padovanino che è stato eseguito per la chiesa dell'Ospedale degli Incurabili, che fu demolita nel 1831. Nel 1896 l'opera viene acquisita dalle Gallerie dell'Accademia. L'opera è dipinta per il soffitto di questa chiesa e come avete potuto vedere o come vedrete più tardi, nell'allestire l'opera nei nuovi saloni si è scelto di riportarla nuovamente a soffitto in modo da poter godere appieno della sua composizione. Per quanto riguarda, i restauri precedentemente documentati, abbiamo il restauro del 1964 ad opera di Serafino Volpin. Appunto di questo restauro abbiamo trovato delle tracce nel nostro archivio dei restauri e quell'intervento fu un intervento diciamo piuttosto classico per l'epoca, con una foderatura con doppia tela colla di pasta, una sostituzione del telaio, la pulitura e l'integrazione pittorica. Osservando l'opera per progettare l'intervento si è visto che era stabile dal punto di vista strutturale, ma al contrario presentava diversi strati sovrammessi alterati nel tempo e moltissimi, veramente moltissimi ritocchi alterati. Nell'osservarlo, quindi, una delle prime cose che ci si è chiesto è: ma cosa ci sarà sotto tutti questi ritocchi? Come mai è stato ritoccato così tanto? Vediamo un attimo. Eccoci qua. In questa slide vedete il dipinto, un'immagine del dipinto in fluorescenza UV che ci consente di vedere l'entità. No? Scusate. Eccolo, ok, eccoci qui.
Quindi adesso lo potete davvero vedere in fluorescenza UV e vedere quindi l'entità e la distribuzione dei ritocchi lungo delle linee longitudinali. Nella prossima slide potete appunto vedere i ritocchi che sono questi punti più scuri, queste linee più scure sono appunto gli interventi pittorici precedenti, che appunto, sottolineo, seguivano queste linee longitudinali sia verticali che orizzontali. In un'immagine d'archivio del restauro del 64 abbiamo potuto vedere come durante la pulitura fossero emerse delle lacune, delle abrasioni che seguivano sempre questo allineamento. In questo schema eseguito dal restauratore Arlango si possono vedere appunto le linee che seguivano le abrasioni e le lacune che ci hanno fatto ipotizzare come l'opera fosse stata nel passato arrotolata e anche ripiegata su se stessa. La pulitura del dipinto ha consentito di è stata eseguita, scusatemi, per livelli, procedendo in modo selettivo, rimuovendo volta per volta gli strati che si sono trovati sopra la pellicola pittorica. Come potete vedere, in questa zona l'opera non era ancora pulita, invece qui abbiamo un primo saggio di pulitura, di sverniciatura in particolare, grazie alla quale appunto si sono rimossi delle vernici e dei ritocchi sovrammessi. Vedete una campitura piatta, non dipinta, perché si tratta di una stuccatura. Fortunatamente si è infatti visto che nel rimuoverla, quindi con un successivo intervento, con un successivo livello di pulitura, si è potuto vedere che al di sotto delle stuccature estremamente debordanti, fortunatamente c'era la pellicola pittorica che era conservata piuttosto bene, e le lacune reali, diversamente da quanto avevamo immaginato, erano di entità nettamente inferiore e avevano un andamento a ragnatela che diciamo avrebbe aiutato poi in una successiva integrazione pittorica. Qui vedete un'immagine del dipinto dopo la pulitura. Si è scelto infatti di eseguire una pulitura che eliminasse totalmente gli strati sovrammessi, perché si è immaginato che fosse, anche per la successiva integrazione pittorica, fosse sicuramente più utile lavorare su una superficie che fosse completamente libera dalle superfettazioni, piuttosto che andare ad integrare al di sopra di ritocchi alterati. E da questa immagine potete vedere le due problematiche, due delle problematiche principali dell'opera, che sono il cielo azzurro alterato, come già ci hanno detto i colleghi precedentemente, quindi a base di smaltino, e appunto le grandi lacune. Diciamo che per quanto riguarda le lacune ad andamento longitudinale, la scelta è stata quella di richiuderle con un intervento amimetico. Invece, per quanto riguarda la grande lacuna orizzontale che attraversava appunto l'intera composizione, si è scelto dopo alcune prove, si è scelto di proporre un abbassamento di tono, in quanto si è visto che alcune aree non sarebbero state ricostruibili perché non si conoscevano, non si avevano abbastanza elementi per poterle ricostruire, ed inoltre l'opera sarebbe stata collocata ad un'altezza tale che consentiva di avere un abbassamento di tono senza avere un grande disturbo. In questa immagine alla fine del restauro potete appunto vedere come l'integrazione pittorica è riuscita a portare indietro, diciamo, la grande lacuna centrale senza creare un disturbo, ma è comunque a ricostruire la figurazione, a dare un'idea della figurazione pittorica. Vediamo qui dei dettagli del prima sulla sinistra e del dopo l'intervento, in particolare dell'area di destra, che era l'area sicuramente più danneggiata, in cui vedete l'integrazione, la grande integrazione del volto di questa Vergine, che è stato invece risolto in questo modo con l'abbassamento, senza, a nostro avviso, togliere alcunché alla composizione, ma anzi
rendendo più apprezzabile quanto c'è di originale. E qui potete ammirare il dipinto in sala. Lascio ora la parola a Francesca per gli altri due interventi. Grazie. Buonasera a tutti. La seconda delle opere di cui vi parleremo quest'oggi è la grande tela di Luca Giordano raffigurante la deposizione di Cristo dalla croce, dipinta nel 1665 circa per la chiesa veneziana di Santa Maria del Pianto, e al momento delle demanializzazioni l'opera viene appunto disallestita di fatto dalla chiesa, passa brevemente, come moltissime altre opere, attraverso il deposito di San Giovanni Evangelista per afferire alle collezioni delle gallerie dell'Accademia nel 1829. Negli anni che intercorrono tra il 1830 e gli anni 60 del Novecento, il dipinto riceve 3 interventi di restauro che sono documentati all'interno dei nostri archivi. E nel 2019, al momento dell'approssimarsi all'intervento di restauro, il dipinto non presentava particolari problemi conservativi a livello strutturale. La superficie pittorica era però fortemente compromessa e gravata da dei diffusissimi strati e molto spessi di sostanze sovrammesse severamente alterate, che di fatto ne offuscavano i toni, dando un tono giallastro a tutta la composizione e in moltissime parti dando questo aspetto ingrigito, piuttosto diffuso. E ciò non permetteva di leggere i corretti appunto valori tonali, i passaggi chiaroscurali tra le campiture chiare e scure e di fatto l'intera composizione. In queste due immagini, in fluorescenza ultravioletta che abbiamo visto prima anche dai colleghi del laboratorio scientifico, in fluorescenza ultravioletta e in riflettografia all'infrarosso, possiamo vedere in quella di sinistra relativa alla fluorescenza UV la diffusione e avere un indice più o meno dello spessore e del grado di alterazione di queste sostanze sovrammesse, che più sono spesse, più sono alterate, più fluorescono e quindi conferiscono questa colorazione azzurrina all'immagine ricavata da questa tecnica pittorica. Dello spessore possiamo avere un dato anche osservando quanto si perdano in questa fluorescenza diffusa le tracce dei ritocchi che invece nella fluorescenza ultravioletta che abbiamo visto sul Padovanino risultavano piuttosto evidenti e che in riflettografia all'infrarosso, sempre del Luca Giordano, si colgono piuttosto chiaramente. La pulitura è stata la prima fase dell'intervento in cui ci si è posti una serie di interrogativi. I test preliminari hanno permesso di individuare le 3 principali stesure sovrammesse al di sopra degli strati pittorici. La prima stesura era costituita da delle vernici profondamente alterate, il secondo strato era relativo a delle velature a tempera diffuse non su tutta la superficie, però piuttosto presenti, e il terzo strato era un velo di colore grigio e di aspetto molto sottile che le indagini diagnostiche compiute durante l'intervento hanno identificato essere di origine proteica e quindi probabilmente riconducibili a dei residui di colla animale. Quindi i test hanno permesso di individuare queste 3 stesure, la pulitura quindi avrebbe dovuto prevedere 3 interi passaggi sull'intera superficie. Per evitare questa eccessiva sollecitazione alla meccanica di fatto con l'azione della pulitura alla superficie pittorica, si è deciso di condensare la rimozione dei primi 2 strati, quindi le vernici alterate e le velature a tempera, in un unico passaggio tramite la formulazione di una soluzione che potesse essere adatta allo scopo e di lasciare l'ultimo passaggio alla rimozione solamente della
velatura grigia. Nella foto di destra possiamo osservare la parte del collo che è gravata da ancora tutti e tre gli strati, il tassello più grigio nella parte bassa della gota con lo strato di sostanza proteica, e la parte in alto invece con la superficie pittorica pulita. Un altro elemento di particolare interesse emerso durante la pulitura, nella fattispecie durante la rimozione dei primi due strati, cioè sì, nel primo passaggio di pulitura, ovvero della rimozione dei primi due strati, è stata lo scoprire che le velature a tempera erano stese su delle ampie zone di preparazione a vista. La preparazione rosso-bruna era stata lasciata da Guardi, era stata lasciata a vista da Luca Giordano con una deliberata scelta di esecuzione, per servirsene nei passaggi tonali chiaroscurali dell'opera tra i toni chiari e i toni scuri. I restauratori dell'epoca possiamo immaginare che avessero in qualche modo frainteso questa soluzione tecnica e erano intervenuti andando di fatto a risarcire, a coprire queste zone di preparazione emersa, che appunto probabilmente erano intese come abrasioni, con queste velature a tempera. Vediamo qui un'immagine dell'opera durante la pulitura. Al termine della pulitura sono emerse di fatto solo due aree in cui c'erano delle lacune ben definite e di forma appunto delineata. Nel gruppo intermedio di putti nella fascia di sinistra, quello più in basso, uno dei putti risulta avere il viso di fatto completamente mancante, mentre questa fascia in basso, per un'altezza che variava dagli 8 ai 15 cm, risultava abrasa al punto tale da non presentare di fatto sostanzialmente isole di colore. Per queste due aree si è scelto di intervenire con una restituzione estetica di tipo, cioè che sfruttasse la tecnica del sottotono, andando a suggerire quali potessero essere i tratti del volto del putto, ad esempio, o dell'andamento del terreno ai piedi della scena principale, senza però ricostruire nessun elemento a partire appunto da dati che non avevamo più all'interno della figurazione. Il resto dell'opera è stato ritoccato andando di fatto a velare le molte abrasioni che pure erano presenti sulla superficie, e del colore e delle aree a preparazione, che ovviamente sono state rispettate come tecnica esecutiva e quindi appunto trattate come parte del colore a tutti gli effetti. E qui un'immagine della nostra opera di Luca Giordano allestita nei Saloni Selva. La terza ed ultima opera di cui vi parliamo oggi è l'unica delle tre a provenire da una commissione privata e non da una commissione ecclesiastica. Si tratta del dipinto di Gian Antonio Guardi, Erminia e Vaffrino scoprono Argante morto e Tancredi ferito, facente parte di un ciclo di tele, come abbiamo sentito questa mattina nell'intervento del dottor Danny Stone, relativo alle scene della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, direttamente derivanti dalle incisioni di Giambattista Piazzetta. La superficie dell'opera, nel momento in cui abbiamo iniziato a studiarla per procedere poi con l'intervento di restauro, si presentava fortemente offuscata da un diffuso e piuttosto consistente strato grigio di aspetto quasi traslucido, diffuso su tutta la superficie, appunto. La superficie pittorica, oltre a ciò, appariva particolarmente indebolita, infragilita, e presentava i segni di un'evidente azione di schiacciamento e di spianamento che attribuivamo all'azione di una forte pressione. Scusate.
Osservando il retro dell'opera ci siamo presto accorti che esso recava una foderatura non di tipo tradizionale di ambito mediterraneo, ma una foderatura a cera resina, una tecnica in uso in ambito nordico che ben si allineava con le notizie che ci davano l'opera per lungo tempo conservata in ambito anglosassone sui vari passaggi sul mercato antiquariale. Per l'esecuzione di l'esistenza della foderatura a cera resina, inoltre, si accordava molto bene anche con l'aspetto della superficie del nostro dipinto, che appunto appariva così ceroso in qualche modo. Vi spiego perché. L'esecuzione di questa tecnica può spesso portare a una di fatto permeazione della cera e della resina che vengono usate per far aderire le due tele, quindi la tela di rifodero o la tela originale sul retro dell'opera, all'interno degli strati pittorici. Questo è dovuto all'apporto di fortissimo calore e forte pressione necessari appunto per portare a termine questa tecnica. Quindi la cera non si sofferma all'interfaccia tra le due tele da far aderire l'una all'altra, ma attraversa gli strati pittorici andando a fondersi in qualche modo con i materiali pittorici originali, cosa che d'altro canto ci hanno anche indicato le indagini scientifiche di cui hanno riferito i nostri colleghi precedentemente. Approfondendo inoltre gli studi sul manufatto, non solo nella fase preliminare ma anche durante il corso dell'intervento, siamo venuti a conoscenza di un particolare intervento svolto negli anni 70 in Inghilterra, intervento che è occorso per sanare una situazione di sbiancamento della superficie dovuto al permanere del dipinto a contatto con acqua di lavamento di origine meteorica, probabilmente all'interno di una cassa, le fonti ci dicono. E appunto l'esposizione all'acqua aveva provocato appunto questo sbiancamento della superficie. I restauratori dell'epoca, dopo una lunga serie di test e studi, hanno messo a punto un intervento di certo piuttosto avanguardistico che è riuscito di fatto a sanare questa situazione, esponendo la superficie del dipinto ai vapori di alcuni solventi piuttosto aggressivi e ad oggi non più in uso nella pratica del restauro, i cui vapori appunto sono riusciti a rigenerare in qualche modo il legante della pellicola pittorica, contribuendo a restituire di fatto la figurazione. Tutti questi elementi ci facevano propendere a strutturare un intervento che fosse orientato alla più totale cautela, perché appunto temevamo che la pellicola pittorica potesse risentirne, fosse particolarmente fragile. Si è deciso perciò di procedere con la sola rimozione dei depositi superficiali dalla superficie del dipinto, senza l'uso di solventi organici che avrebbero potuto in qualche modo interagire con la cera e provocare eventualmente dei danni. Nel corso di questa operazione la pellicola pittorica si è però rivelata essere più resistente di quanto pensassimo e si è perciò deciso di procedere con una serie di piccoli test, sempre volti alla cautela, per capire se fosse possibile, se fosse opportuno procedere con l'assottigliamento degli strati di vernice molto alterati che erano in ogni caso presenti sulla superficie dell'opera. I test hanno dato esito positivo e si è in ogni caso ricercata la soluzione che meglio potesse rispondere alla necessità di procedere con la pulitura, ma sempre in maniera estremamente controllata per la rimozione di questi strati e appunto questo passaggio ulteriore, non previsto dal progetto originale, ha dato esito positivo, consentendoci di recuperare
non solo la corretta lettura dei valori cromatici, tonali e della superficie del dipinto, ma anche di poter apprezzare nuovamente questa particolare leggerezza e vaporosità della tecnica pittorica propria di Gian Antonio Guardi. Vediamo un'immagine dell'opera, anche in questo caso riallestita nei Saloni Selva. In conclusione possiamo affermare che non è possibile dunque ridurre un intervento di restauro a una mera sequenza di operazioni. Come abbiamo visto, lavorazioni analoghe di fatto per definizione differiscono in maniera sostanziale sia per quanto riguarda i presupposti da cui prendono le mosse, sia per le modalità operative di svolgimento, sia ovviamente per quanto riguarda i loro esiti. Questo perché ogni opera è un complesso unico e irripetibile di elementi che derivano dalle sue tecniche esecutive, dalla sua storia, dalla storia conservativa, dalla storia addirittura dei luoghi che li hanno conservati, dalle sue specifiche necessità conservative e dal particolare equilibrio che le opere hanno nel momento in cui noi ci approcciamo a loro, che non sarà di certo uguale a quello che era né quello che sarà in futuro. E in ragione appunto di questa unicità data da tutta questa serie di elementi è opportuno trattarli seguendo la loro specificità e unicità. Grazie. Bene, grazie a Cristiana Sburlino e Francesca Bartolomeoli che, come Stefano Volpini e Lucia Giorgi, ci hanno ricordato insomma quanto lavoro ci sia dietro a quello che noi vediamo fuori. E se qualcuno desidera intervenire o ha delle domande per i nostri relatori, scusate ma con il faro non vedo in fondo. Allora chiedo a Giulio Manieri Elia se vuole chiudere insieme a Michele Nicolaci. Allora, grazie davvero a tutti anche di aver partecipato così attivamente a questo convegno. Noi, anche credo di parlare a nome di Michele, che naturalmente parlerà anche lui, siamo veramente contenti dell'esito di questo convegno. Mi pare così fitto anche di argomenti, anche di apertura di nuovi argomenti, tanto che stiamo pensando così un po' parlando tra noi che credo ci sarebbe occasione di nuovo di incontrarci magari l'anno venturo su queste tematiche, anche sulle ricerche che in qualche modo si sono state anche presentate e che hanno sicuramente possibilità di sviluppi ulteriori. Io sono particolarmente grato ai nostri chairman che sono stati bravissimi anche ad attivare conversazioni, partecipazione. È stato un convegno particolarmente partecipato in cui, diciamo, al di là, diciamo, delle formalità veramente si sono avviati dei dialoghi di grande interesse. Credo che ci sarà un altro momento di visita alle sale, no, del Settecento. Vorrei che Michele non solo ringraziasse e salutasse, ma dicesse qualcosa degli atti, perché vorremmo pubblicarli appunto rapidamente. Complicarci la vita. Comunque, insomma, i ringraziamenti sono chiaramente anche da parte mia per la presenza assidua. Vedo anche gente nell'altra sala fino all'ultimo, quindi è molto positivo e soprattutto ci conferma che il gran lavoro anche tecnico per duplicare il segnale è valso la pena. So che insomma ci sono tante persone anche a casa collegate, quindi è davvero un bel riscontro, quindi ancora grazie.
C'è adesso una passeggiata, una tavola rotonda itinerante che ieri è diventata molto anarchica ma anche molto piacevole per questa anarchia, dove ognuno aveva insomma un diverso capannello di conversazione, quindi io provavo inutilmente, quindi speriamo che sia altrettanto interessante e divertente adesso andare nel salone 6, chiaramente quello del 700. E nelle salette eviterei di andare nelle salette settecentesche per ragioni più di spazio, quindi poi le potete vedere ovviamente come volete prima di uscire. Per gli atti abbiamo il 30 settembre, quindi non avete scuse. Vorremmo però fare una procedura di referaggio come ormai si usa e come è giusto, e quindi insomma anche questo necessita del tempo e vedrà coinvolte insomma altre persone, altri studiosi che in grado appunto di assisterci in questa fase, quindi su questo seguirà una comunicazione chiara e specifica. Quindi grazie, e c'è una pausa caffè al solito posto e poi andiamo con chi vuole rimanere alla visita, alla tavola rotonda itinerante. Scusate, io devo chiudere con una nota poco, Una diciamo non all'altezza di questo convegno. C'è un problema di bagni, ecco, sono stati chiusi, me ne scuso personalmente e ecco, chiudo con questa nota e andiamo a fare la visita nei saloni. Grazie.